Buongiorno da Sveglia Trieste, benvenuti alla nostra trasmissione che vi ricordo ancora una volta durerà un po' di più anche oggi, quindi finiremo alle 10:15. Avremo ospiti in studio, si alterneranno qui con noi Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e Marcello Medao di Fratelli d'Italia. Se volete dialogare con loro, entrambi i consiglieri comunali, potete farlo chiamandoci alla diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche la nostra rassegna stampa, inizieremo però con la pagina del tempo, con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmerarpa regionale con la situazione generale. L'anticiclone caldo tende a ritirarsi sul Mediterraneo a causa dell'avvicinarsi di una depressione nord atlantica che oggi interesserà l'area alpina e mercoledì, cioè domani, l'intero Triveneto, determinando marcata instabilità e una temporanea diminuzione della temperatura. Quindi per oggi, martedì 9 giugno, cielo in genere poco nuvoloso o variabile. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla zona montana dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi, più probabili in Carnia. Invece per quanto riguarda la pianura e la costa potranno essere interessate da rovesci e temporali probabilmente, forse solo in tarda serata. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato, altrimenti prevarranno le brezze. Vediamo la giornata di domani, mercoledì 10 giugno. Sulla zona montana cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali con piogge da abbondanti a intense. Su pianura e costa nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianura e localmente forse anche forti. Su pianura e costa soffierà bora moderata al mattino, in serata nelle ore centrali scirocco. Ancora giovedì 11, cielo in genere variabile, al mattino residue piogge anche temporalesche sulla costa e zone orientali con vento di bora sostenuto sulla costa, moderato dal nord-est in pianura. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio verso il Cadore, sui monti vento da nord sostenuto in quota, temperature massime sotto la norma del periodo, quindi si abbassano notevolmente le temperature. Allora andiamo ora a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Allora, non scaleremo generali, il titolo principale del Piccolo, ma vedremo che questa notizia la troveremo un po' su tutti i quotidiani. Risico bancario, intesa alza il tiro con l'offerta da 30 miliardi per MPS. L'amministratore delegato Messina, mossa anti-BPM? No, è un dossier aperto da anni. Garantita l'indipendenza del Leone di Trieste, Siena resta in attesa. Valutiamo la proposta. Il governo si divide, ma c'è il placet di Meloni. Vediamo ancora la città che cambia, Ruspe operai in azione all'ex fiera, demolite le strutture dei vecchi padiglioni. Qui vediamo che si intravede appunto la città oltre la fiera, oltre l'ex comprensorio della fiera. Fermo da 8 mesi, tram di Opicina verso la ripartenza, via ai test di guida. A Roiano, truffa telefonica sventata, in cella il finto carabiniere. Poi calcio under 17 con Casagrande, Trieste conquista un pezzo d'Europa. Vediamo ancora le notizie nazionali e internazionali. Allora, Trump chiede a Israele di fermarsi, Netanyahu non è finita per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente. Ma andiamo in Friuli, 7 arresti, una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 78 tonnellate di tabacco. Schengen KO, i costi dei presidi ai valichi del confine italo-sloveno, interrogazione al Viminale. Istruzione, ufficio scolastico regionale, la nomina dopo l'attesa, Pavatti è la nuova direttrice. Il commento per quanto riguarda invece la crisi internazionale, l'illusione diplomatica del tycoon e la trappola del Libano. Vediamo le iniziative, Book Week Gorizia Capitale, tutto pronto, 3 giorni di libri e incontri con gli autori. E andiamo proprio alla pagina di Gorizia Monfalcone, quindi la pagina isontina che mette in primo piano proprio il Book Week di Gorizia Capitale, e poi a Monfalcone invece scuola Giacic, insopportabile il caldo nelle aule. Un turista tedesco a San Canzian, auto sfregiata con una svastica. Atletica a Gorizia, le luci e i suoni sulla pista, i ciechi potranno correre. Poi ancora
strategie anticrisi dei cinema, così salviamo le nostre sale insieme ai gestori regionali resilienti. Andremo a vedere anche gli articoli interni, ma intanto facciamo una carrellata sulle notizie dei giornali, dei quotidiani in edicola quest'oggi. Allora, Corriere della Sera. Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. L'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, la strategia del presidente cinese. Ancora andiamo avanti, vediamo la studentessa in Erasmus, io violentata dal gruppo, Milano, ventenne spagnola, la morte di Sara, l'arrivo del papà, la veglia in strada, l'incidente di Varese, ballottaggi 3-3, il duello sul risultato, Comuni, Meloni, noi solidi, Schlein, conti bene. MPS, l'offerta di intesa da oltre 30 miliardi, banche, Giorgetti, chi paga di più, puntini. Intesa San Paolo entra di petto nel risico bancario e lancia un'offerta pubblica di oltre 30 miliardi tra contanti e azioni sul capitale del Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione anche Unipol, tra gli obiettivi stabilizzare Generali, MPS e Mediobanca volano in borsa. La tela Unicredit su Generali, il peso del 9%, queste le manovre. Ancora l'appello, i bambini del bosco tornino a casa, la perita del Tribunale, educazione lacunosa, ora toccherà ai giudici decidere. Vediamo altre notizie su Repubblica. Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. Il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Banche, il blitz d'intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Così il governo fuori dal risico, l'addio a Siena è il commento. I ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein, scontro sul risultato. E poi stop di Trump a Iran e Israele, Ben Gvir indagato insulta l'Italia. La Stampa, intesa 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper, Messina, Unicredit vince chi offre di più, lanciata l'Opas per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri, bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance. Vediamo ancora il viaggio in Spagna, Leone la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. Ancora tregua a orologeria, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Perché Donald non sa fare nemmeno più l'arbitro e l'analisi, e poi il Cremlino, la narrazione della guerra che oscura la verità ai russi. Anche qui vediamo Sinner, check-up a Milano con il medico di Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, Unifil e alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano, senza ONU e USA, la difesa pensa a un contingente volonteroso. E poi la ritrattazione che non ritratta, insiste sul caso Minetti, il Fatto Quotidiano, Graziella non smentisce le escort al gin tonic. Vediamo il Giornale, sinistra già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa, ai ballottaggi esulta il governo. Poi Elli festeggia ma partono le purghe Dem. Soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione, quella fattura da $500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, ci fermano. Medio Oriente, raid e veti, la tregua è impossibile. Libero, le carte che inguaiano Travaglio, le 1000 una balla del fatto, titola Libero, e documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monstro da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti. E poi denunciata dal suo Ateneo, tesi copiata al 91%, boccia altra tegola. Vediamo il Sole 24 Ore, Israele e Iran, il pressing di Trump ferma il raid in Libano, ancora attacchi, e poi banche, scatta il grande risico, intesa lancia la maxi offerta su MPS, mossa da oltre 30
30 miliardi su Siena. Vediamo il domani, Libano, scusate, tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, caso Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato per torture dai PM di Roma. Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut. Il voto nelle città premia la sinistra ma serve di più, scrive il domani, finisce 52-38, ora un progetto politico. Allora andiamo a vedere, torniamo sul il piccolo di Trieste per vedere le notizie più vicine a noi. Qui in realtà c'è la notizia appunto che abbiamo visto in tutti i quotidiani, ovvero l'assalto di Intesa MPS offerta da 30 miliardi, l'istituto guidato da Carlo Messina scopre le sue carte, non è una risposta a Banco BPM, ci lavoriamo da anni, dice. Siena resta in attesa, valutiamo proposta e OPAS. Il riassetto bancario divide il governo, Meloni appoggia l'operazione. Matteo Salvini, lavoreremo perché una parte degli utili delle banche aiuti l'Italia. Unipol punta al nord-est, per gli sportelli dell'ex Anton Veneta, e qui vediamo tutti i protagonisti di questa maxi operazione. È l'ultima occasione per cambiare, l'analisi di Marco Zatterin. Andiamo a vedere altre notizie. Ancora il Leone sarà indipendente, non mi interessa fare liste. Carlo Messina dice di non puntare a prendere il comando del CDA di Generali, ed è questo insomma che riguarda direttamente poi Trieste, e di non volersi porre in contrasto con gli altri soci e iniziare da Unicredit per evitare contromosse come nel 2017. Intesa rileva però una quota del 3%. Delfin, Benetton e Girondi al centro del risico bancario, così viene definito giornalisticamente. Andiamo alle pagine, come vi dicevo, di Trieste, scorrendo rapidamente le pagine, ancora un attimo, ecco qui. Allora, la pagina di Trieste si apre con, come vi dicevo, i lavori, insomma, la ex fiera, padiglioni dell'ex fiera, le prime demolizioni. Qui vediamo appunto l'interno di come è ridotto attualmente il comprensorio che ospitava le rassegne fieristiche. L'intervento sta aggredendo le vecchie strutture, lasciandone solo lo scheletro. In autunno Conad farà partire le opere che abbatteranno gli interi fabbricati. Nel nuovo progetto anche un percorso ciclopedonale più ampio su via Rossetti. La variante in consiglio comunale entro fine anno, prime opere di costruzione nel 2027. Qui vediamo appunto anche le foto. Poi un'altra notizia che interessa tanti triestini e triestine: Pedocina a misura di disabile con la nuova discesa a mare. Il Pedocin, unico stabilimento europeo con il muro che separa uomini e donne, compie un passo avanti nell'inclusione con l'inaugurazione del dispositivo C-Track Mover. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio proprio del bagno Pedocin che si dota di questa nuova struttura a favore dell'inclusione, quindi di poter far fare il bagno a chiunque, insomma davvero a tutte le persone, anche a quelle che hanno una qualche difficoltà motoria. Allora rivediamo insieme il servizio. Un'attenzione sempre alta, quella del Comune di Trieste, verso le persone con fragilità, testimoniate una volta di più oggi allo stabilimento balneare La Lanterna per tutto il Pedocin. Lo storico bagno triestino si è dotato del C-Track Mover, un sistema che permette alle persone con disabilità di raggiungere l'acqua in autonomia grazie a una speciale sedia che scorre su binari fino al mare. Il dispositivo, alimentato da energia solare e realizzato in acciaio inox, è stato installato sulla spiaggia insieme a una passerella in legno per agevolare il passaggio delle carrozzine. L'intervento rientra in un più ampio percorso di miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno dello stabilimento. È il primo dispositivo di questo genere di cui si dota il Comune di Trieste, un investimento di circa 50.000 euro che permette l'accesso al mare alle persone con disabilità. La grande caratteristica che ha questo dispositivo è che è possibile spostarlo con facilità, quindi oggi è stato presentato nel lato uomini ma può essere spostato nel lato donna a necessità. È un dispositivo completamente sicuro e innovativo, quindi siamo soddisfatti di averlo acquistato. Già esiste nella nostra provincia, ma abbiamo deciso
deciso di portarlo per qui perché qui proprio c'era la necessità di questo intervento. Oggi è una giornata meravigliosa perché abbiamo inaugurato uno strumento che consente alle persone con fragilità di fare il bagno o anche, come diciamo noi, di mettersi in smoio, ma non è solo questo, è davvero molto di più, è un segnale importante, un segnale di attenzione per una città che vogliamo costruire, che stiamo costruendo, attenta ai bisogni delle persone, tutte le persone, nessuno escluso. Ma ci sono anche altre novità. Al lato uomini e lato donne sono stati infatti inaugurati 2 nuovi punti lettura con scaffali e spazi dedicati al relax, aderenti al progetto cittadino della biblioteca diffusa. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul gradimento degli utenti. Dal questionario distribuito nel mese di maggio emerge un giudizio molto positivo sul Pedocin, con una valutazione media di 4,6 su 5. Tra gli aspetti più apprezzati figurano la cortesia del personale, il comfort degli spazi e la pulizia degli ambienti, che ha ottenuto uno dei punteggi più alti. Torniamo sul giornale, andiamo a vedere altre notizie che riguardano direttamente la città. Allora il tram, si parla del tram di Opicina, via ai test di guida, si avvicina la ripartenza, vetture in moto fino a Piazza Dalmazia, il comune stanzia altri 5,2 milioni. Dopo l'incidente durante la Barcolana, ora il ripristino previsto in giugno e intanto il Consiglio approva altri fondi per la nuova revisione ventennale del 2027. Il fischio del tram di Opicina torna a farsi sentire fino in Piazza Dalmazia, facendo ben sperare che l'attesa per risalire a bordo delle vecchie vetture stia ormai volgendo al termine, ripartenza che in ogni caso non sarà definitiva. Allora, intanto pensiamo a quest'estate, nessuna data al momento è confermata, ma dovrebbe ormai mancare poco, questione di settimane. Nei prossimi giorni il personale di Trieste Trasporti sarà infatti impegnato in una serie di prove di guida a bordo delle carrozze test che coinvolgeranno l'intero percorso del tram e che rientrano nell'ambito dei collaudi finali necessari per ripristinare l'esercizio della linea 2. Poi magari ne parleremo anche su date e orari e raccomandazioni per non lasciare appunto le macchine parcheggiate sui binari con il collegamento consueto con la sala operativa della polizia locale. Approvata la variazione di bilancio, ieri c'è stato anche il Consiglio Comunale, sì alla chiusura di Piazza Libertà, un provvedimento che continuerà sicuramente a fare ancora discutere. Ritardi per chiarire la disponibilità delle risorse, poi l'ok all'opera da 1,2 milioni. Tra le poste anche 3 milioni sulle strade, 1 milione sul Natale. L'opposizione, pura propaganda. Il Consiglio Comunale approva l'assestamento di bilancio da 16 milioni di spesa corrente e 182 in conto capitale, volti a finanziare una lista di opere tra cui il tanto chiacchierato recinto attorno a Piazza Libertà, ma i fondi per quest'ultimo, in tutto 1,2 milioni inseriti su spinte del sindaco Roberto Di Piazza, materialmente ancora non ci sono. Il finanziamento regionale non è stato richiesto ufficialmente, quando la Regione renderà nota la possibilità di richiederlo lo faremo prontamente. A scriverlo sono i dirigenti stessi, in risposta alla richiesta del capogruppo PD Giovanni Barbo di chiarire appunto le fonti di finanziamento di quest'opera. Andiamo alla cronaca, sventata la truffa telefonica e fa arrestare il sospettato. Una residente a Roiano si è accorta dell'imbroglio e ha chiamato subito il 112, quindi ancora la truffa. Buongiorno carabinieri, la contattiamo per avvisarla che qualcuno le ha duplicato il libretto di circolazione dell'auto, ma lei forse ha dell'oro e dei gioielli a casa? È cominciata così giovedì scorso la telefonata a una signora che abita in un condominio di via Dottor San Piero nel rione di Roiano, quindi un'altra donna che abita in via Bonaparte è stata invece raggirata, sottratti soldi e gioielli. L'altro colpo è successo invece a San Vito. Allora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto. Buongiorno. Allora, la serata di ieri devo dire che è stata costellata di diversi sinistri stradali nell'ambito cittadino, sì, che sono stati rilevati di seguito dalla nostra pattuglia serale. Abbiamo avuto sul Presto, verso dopo le 18, in piazza Tre Rivi a Roiano, un lieve investimento di pedone, poi c'è stato anche un investimento alla rotonda Illy in via Flavia,
Poi abbiamo avuto una caduta autonoma di motociclista in via Salata fuori dalla galleria, che incidentalmente per dinamica cadendo ha coinvolto anche un bus della Trieste Trasporti. E infine c'è stato un lieve sinistro tra un'auto e una moto in via Foraggi, per fortuna di lieve entità, dove comunque i coinvolti a un certo punto, anche visti i tempi d'attesa che abbiamo avuto ieri sera, hanno optato comunque per una risoluzione amichevole senza particolari problemi. Detto questo, per quel che riguarda la situazione di traffico e attività in città, abbiamo le ordinanze lavori di asfaltatura che proseguono in varie zone, in particolar modo segnaliamo in salita di Greta il primo tratto di strada del Friuli, sperabilmente dovrebbe concludersi tra oggi e domani, però ieri sera è stata attivata una chiusura parziale della strada, poi nella sera è stata aperta, stanno lavorando anche sulla via del Cisternone, hanno fresato il manto stradale questa notte. Ovviamente si raccomanda a chi è di passaggio in zona e prudenza nel transito e ragionevolmente comunque ci saranno dei rallentamenti del traffico in zona. E tra l'altro oggi o domani, dovrebbe essere oggi ma forse sarà rimandato a domani, dovrebbero iniziare anche i lavori di fresatura sulla parte di via Svevo invece. Una nota per quel che riguarda la zona di Scorcola, da ieri, se non vado errato, tutta la viabilità originaria della zona, dopo i mesi di cantiere che ci sono stati, di lavori, è stata ripristinata, quindi si avverte chi transita in zona di rispettare rigorosamente la segnaletica presente, proprio per evitare inconvenienti, possibili incidenti. Rimane, giusto come nota, in via Virgilio, all'altezza del civico 10, c'è un cartello di divieto di transito per senso vietato, è coperto ma dovrà essere scoperto, rimane comunque tuttavia l'obbligo di proseguire dritto. Capito. Oggi è la giornata di chiusura delle scuole, se non vado errato con la data, per cui l'ultimo giorno di scuola, sì, per tanti istituti, è vero. Sì, per cui particolarmente fuori dalle scuole superiori ci si può attendere le solite celebrazioni, un po' di assembramenti, quindi anche nel transito nelle zone scolastiche fare particolare attenzione per chi sarà con i mezzi insomma in transito. Ha richiuso la galleria, proprio questa mattina abbiamo parlato con l'ANAS, ha richiuso la galleria Carso, direzione Trieste, e dovrebbe riaprire insomma per il weekend, prossima domenica, 14 giugno, sul Presto. Ricordiamo ancora per l'agenda della città BioEst, nel comprensorio Ex OPP, con esposizione e vendita di fiori e piante. Benissimo. Al momento direi che questo è tutto. Certo. Nel prossimo collegamento i colleghi vi daranno gli aggiornamenti della giornata. Nuovi aggiornati. Grazie, allora intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto a voi. Grazie a tutti, anche i colleghi naturalmente. Allora torniamo proprio sul giornale per vedere nuove chiusure, come ha detto appunto Lorenzo Catanzaro, nuove chiusure della galleria Carso in direzione Trieste, quindi ancora tra oggi e il 2 luglio, non continuativa, però ci saranno questi lavori, quindi bisognerà fare attenzione di giorno in giorno. Un'altra notizia: impone l'Islam a compagna e figli, zero libertà, papà ci maltrattava, le vittime del quarantenne sentite in incidente probatorio, l'uomo è in cella, non potevamo fare niente, papà imponeva le sue regole, ci maltrattava, uno dei bambini, quello costretto a seguire il genitore in moschea, è scoppiato a piangere mentre ripercorrevano davanti al giudice ciò che succedeva tra le mura domestiche, dove il padre padrone avrebbe imposto la legge islamica pretendendo che la compagna e i figli seguissero in modo rigoroso i dettami del Corano, niente feste di compleanno né di carnevale, obbligo di pregare ogni giorno, minacce di morte, offese, aggressioni e persino uno stupro punitivo perché secondo lui la compagna desiderava altri uomini. Era un caso di cui avevamo già parlato, ora c'è il processo. Il cittadino afghano è stato arrestato in aprile e accusato anche di stupro sulla convivente. A colpi di copione la sfida fra ragazzi premia il Petrarca, il liceo in festa nell'ultimo giorno dell'anno scolastico. Quindi e al Sartorio domani sera va in scena Ippolito di Euripide con la regia sceneggiatura di Joshua Bernstein. La serata è inserita nel calendario Trieste Estate 2026.
promosso dal Comune di Trieste. Da Vinci Carli Sandrinelli in 100 alle vacanze studio, così gli studenti dell'indirizzo turistico imparano l'inglese nella mete all'estero e l'animazione nei villaggi di Cervia. Ancora design made in Italy, l'ultimo atto del Nordio sceglie l'abito coreano, il percorso didattico con le mostre Hanbok e Soroptimist. Un girotondo per portare la bellezza fuori dalle classi. All'idea nata nell'asilo Il Tempo Magico di Via Vasari hanno aderito in 300 tra bambini, genitori e insegnanti. La gara di disegno tecnico attira 550 alunni triestini. In finale 46 iscritti alle prime delle secondarie di primo grado, all'Ateneo tutti i riconoscimenti, Aurora in gara a Rieti. Insomma, tutta la pagina dedicata alle scuole che ufficialmente, insomma non tutte però ufficialmente, chiudono oggi. Medaglia d'oro del CAI all'esploratore degli abissi Pino Guidi e nella storia pioniere della speleologia, ha mappato 415 grotte e pubblicato 1400 lavori. È morto il capitano Lunari, comandò anche Via dell'Istria. Luigino Lunari aveva 62 anni. Duino Aurisina, Carso e Muggia, vediamo con le notti del vino il Carso e Monfalcone diventano protagonisti. L'evento prevede l'iniziativa dal 21 giugno al 23 settembre. In regione hanno contribuito 43 comuni e 7 proloco, in calendario oltre 40 appuntamenti tra musica e teatro. L'associazione Grotte Turistiche conferma Greco alla presidenza. Musica barocca a Muggia tra masterclass e spettacoli. Noi per quanto riguarda invece la cronaca, ieri ci siamo occupati di un'altra notizia che riguarda invece un arresto di un narcotrafficante. Ne ha parlato ieri nel telegiornale Gianluca Paladin. Allora rivediamo insieme il servizio. Trafficava droga a livello internazionale ed era fuggito dalla Romania, suo paese natale, per evitare il carcere. Ma il narcotrafficante è stato rintracciato e arrestato. Deve scontare 4 anni di reclusione. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della stazione di Scorcola a Trieste. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L'operazione risale al pomeriggio del 28 maggio, ma la notizia è emersa solo ora. Il ricercato risultava residente a Udine, ma di fatto era irreperibile. Non per i carabinieri di Trieste, che lo hanno intercettato nel capoluogo della regione, ironia della sorte, proprio in via Udine. Dunque sono scattate le manette. Il rintraccio è stato reso possibile anche grazie all'intensificata attività di controllo del territorio decise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo i necessari riscontri dattiloscopici e le formalità di rito in caserma, il cittadino romeno è stato condotto al carcere del Coloneo in attesa della procedura di estradizione. E torniamo sempre sul piccolo, ancora il costo dei confini chiusi approda in Parlamento, Serracchiani a Piantedosi, un dossier sulle spese. La deputata del Partito Democratico deposita un'interrogazione, attivare un monitoraggio per quanto riguarda appunto le frontiere con la Slovenia. Qui vediamo un'immagine dei controlli della polizia al valico goriziano di Casarossa. Lo perfido di Fratelli d'Italia, la prevenzione non ha prezzo, l'accoglienza costa di più. Questa è la difesa del centrodestra. Ancora andiamo avanti, oggi il tavolo StarTech, attesa per i nuovi soci dopo il viaggio negli Stati Uniti. Quindi l'azienda elettronica in crisi, un altro confronto nella sede del Ministero. Il CEO Mrdovic Vianello, reduce dalla missione negli Stati Uniti, dovrà portare i nomi di eventuali investitori. Quindi oggi è previsto al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma il tavolo di crisi StarTech. Appunto il CEO Novica Mrdovic Vianello sarà chiamato a mostrare se l'azienda ha trovato dei nuovi investitori ed è in grado di superare quella che il manager aveva chiamato una temporanea crisi di liquidità, in seguito alla quale aveva dovuto far slittare di 2 settimane gli stipendi d'aprile dei 320 dipendenti e dunque di poter sostenere il suo ambizioso piano di rilancio da 80 milioni nella storica azienda di componentistica
pubblica elettronica di Strada al Monte d'Oro a Trieste, che era stato annunciato a ottobre scorso proprio allo stesso Ministero. Solo il mese scorso, infatti, è emerso che i due principali finanziatori del progetto erano usciti di scena, un partner in particolare, già da mesi. I sindacati pronti a chiedere anche il motivo del mancato monitoraggio da parte delle istituzioni. I nodi, gli interrogativi che verranno posti al tavolo sono molti perché non mancano aspetti su cui istituzioni e sindacati vogliono vederci chiaro. A fine mese infatti scade la solidarietà ed è necessario verificare se ci sono ancora i presupposti per rinnovare l'ammortizzatore sociale. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta, allora torniamo sulla nostra rassegna stampa del mattino e torniamo tra le pagine del Piccolo, nelle pagine regionali, vediamo le varie notizie. Intelligenza artificiale per professionisti e PMI, c'è il bando da 1 milione della regione, domande da domani, erogati contributi fino a 10.000 euro, il 75% concesso a fondo perduto. Edilizia, costruzioni off-site per ottimizzare i costi, ANCE Friuli Venezia Giulia riunita in assemblea, il presidente Bertuzzo, è il momento di innovare i processi. Ancora dalla regione la notizia di cronaca, maxi fabbrica di sigarette contraffatte, sequestrate 78 tonnellate di tabacco. Un'altra operazione appunto in questo senso, ce n'era stata un'altra tempo fa, la linea di produzione in un capannone di Spilimbergo questa volta, 7 arresti. I finanzieri hanno bloccato a Ugovizza il camion con a bordo i macchinari per la produzione. Sempre in regione, assistenza sanitaria alle persone anziane, costi saliti del 32% negli ultimi 6 anni. La ricerca dell'Ateneo di Udine commissionata dalla CISL, prevista una crescita ulteriore di 180 milioni fino al 2030. Il sindacato spostare i fragili lievi dalle RSA al domicilio. Oggi un posto in struttura vale 3.300 euro al mese fra spesa pubblica e retta della famiglia. Un laboratorio nazionale sull'intelligenza artificiale con manager da tutta Italia e poi Celotti del PD, la regione agisca per dare più forza al territorio. Sport Business Forum, il coraggio di saltare oltre il racconto banale, continua questa iniziativa appunto dei quotidiani del gruppo. L'economia, Civibank festeggia i 140 anni, in crescita con Sparkasse. Da 2022 l'istituto ha generato utili per oltre 50 milioni ed erogato crediti per oltre 2,2 miliardi. Coin, lavoratori in sciopero il 18 giugno, le rivendicazioni sindacali sulla gestione degli ammortizzatori sociali, tutela e sicurezza sul lavoro. Qui siamo di nuovo alla pagina invece di Trieste, ma ci spostiamo sulla pagina isontina invece per vedere le notizie da Gorizia e da Monfalcone. Qui in realtà vediamo anche i nodi della politica a livello nazionale, protagonisti i due l'ex governatore del Veneto e il governatore attuale del Friuli Venezia Giulia. La Lega Friuli Venezia Giulia spinge Fedriga al vertice, da vice segretario rilancerà il partito, i maggiorenti a favore dell'ipotesi per ridare smalto al Carroccio. Dreosto, attendiamo con fiducia, Calligaris, serve ruolo reale, ma Cisint frena sul modello CSU, l'Italia non è la Germania, dice l'ex sindaco di Monfalcone. Salvini messo alle strette, patto nel segno federalista. Ma vi dicevo, andiamo alla pagina isontina, molto rapidamente scorriamo le notizie, ecco qui le pagine dell'economia. Qui c'è Gorizia, librerie aperte e cocktail d'autore per Book Week, l'abbiamo già visto in prima pagina, sarà un fine settimana di festa dedicato ai libri, una quarantina di incontri in più sedi per le presentazioni dalla narrativa alla geopolitica, una decina di bar prepara aperitivi dedicati. Ziberna, evento straordinario, siamo capitale di storia e cultura.
L'edizione 2026, visite guidate e aperture straordinarie, atenei coinvolti, quindi vediamo l'iniziativa. In questa seconda edizione il territorio risulterà ancora più coinvolto, dice l'assessore a Go 2025, anche il commercio, i biscotti, l'idea del panificio pasticceria Zotic che proporrà i biscotti salati Dante. Gorizia, sempre suoni e luci, pista d'atletica per far correre anche i ciechi, il campo Fabretto, primo impianto inclusivo a nord-est, fondi da regione e comune. Il percorso dotato di un sistema innovativo per l'orientamento lungo un tracciato di 550 metri. Anche qui la notizia dell'addio al capitano Lunari, per quanto riguarda i carabinieri guidò anche il nucleo operativo e radiomobile proprio di Gorizia, così come anche a Trieste in via dell'Istria. Aeroporto, Oreti e Cagliari al PD, compatibili aziende e concerti. La risposta a quello che diceva ieri Moretti del Partito Democratico, ovvero sulla destinazione d'uso in qualche modo dell'aeroporto, su quale sia il futuro del Duca d'Aosta. I due assessori rispondono alla richiesta di programmazione di Moretti. Sempre a Gorizia nasce il caffè Coronini, domani l'apertura ma è folla già all'anteprima. Ciarrocchi, attività imprenditoriale in un luogo di cultura. 200 bambini per la pace nel campo del Pastor Angelicus e poi nei nuovi uffici postali dal rinnovo passaporti ai certificati anagrafici. Torna d'attualità sempre a Gorizia anche la questione dell'armamento alla polizia locale con l'intervento del sindacato Sapol che ieri ha risposto in una dura nota al sindaco Ziberna che ai nostri microfoni si era detto insomma completamente contrario all'armamento ai vigili, alla polizia locale. Rivediamo insieme il servizio. Finché sono sindaco io posso fare quanti scioperi vogliono, posso proprio formalizzare, posso stare in sciopero dalla mattina alla sera fino alla fine del mio mandato, finché sono sindaco io le pistole non le avranno. Così si era espresso ai nostri microfoni il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sulla possibilità di armare la polizia locale. Ora il sindacato autonomo Sapol, protagonista di un braccio di ferro con l'amministrazione comunale proprio sul tema delle dotazioni di sicurezza per gli operatori, passa al contrattacco con una diffida formale nei confronti di sindaco e giunta e nel farlo l'organizzazione sindacale dirama una nota in cui precisa di non aver mai richiesto tout court che sia armata la polizia locale, ma di aver invece rivendicato il diritto dei lavoratori a svolgere le mansioni in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dall'apposita normativa. Nel comunicato il segretario regionale Sapol del Friuli Venezia Giulia, Beppino Michele Fabris, chiede con urgenza di provvedere ad adottare ogni misura necessaria affinché gli operatori di polizia locale di Gorizia abbiano adeguata formazione e siano dotati di strumenti operativi necessari prima di essere impiegati nei servizi a rischio. Dopo lo sciopero proclamato dal Sapol in concomitanza con il concerto di Cesare Cremonini del 31 maggio scorso, poi revocato dalla Commissione di Garanzia, la battaglia su dotazioni e armamenti per i vigili goriziani continua. Allora andiamo a Monfalcone, poi torneremo con le cronache a Trieste. Aule forno alla scuola Giacic. Il Consiglio d'istituto chiede l'intervento urgente da parte del Comune. La lettera indirizzata pure al Consiglio è del 29 maggio, ma è emersa solo ora. Qui vediamo la scuola Ezio Giacic. E l'opposizione interroga subito, noi non informati, nonostante l'assise fosse tra i destinatari. Per 10 giorni il vicepresidente Saullo non ha ricevuto nulla. Lo spettro della chiusura per la boutique dei sapori, spunta all'alimentari Bais l'avviso cedesi attività. Il titolare Edoardo Barbieri punta a cambiare vita, qualcuno si faccia avanti, un'attività storica per Monfalcone. Le notti del vino anche a Monfalcone, l'abbiamo già visto nelle pagine di Trieste, in programma presentato a Trieste, di rilievo la presenza della Venezia Giulia, in calendario 40 eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, chiusura dei confini organici in crisi nel mandamento, questo è il dibattito, poi ancora
rotatori e nuovo look in 3 punti aspettando via D'Annunzio, invece a Ronchi dei Legionari, a Ronchi dove oggi inizia il festival numero 12 del giornalismo, prende il via oggi la 12ª edizione del Festival del giornalismo promosso dall'associazione Le Ali delle Notizie. Il cuore della manifestazione sarà il Parco Excelsior di via Roma, nuovissima location dove troveranno posto il palatenda, lo spazio autori e i vari stand che animeranno la manifestazione. Da Ronda Armata a Corpo Civico la polizia locale compie 175 anni, sempre a Ronchi dei Legionari. Pater di Berte torna alla carica, ok a una colata di cemento, si parla di delle casette cosiddette Pater. L'auto di un turista tedesco sfregiata con una svastica, l'abbiamo già visto in prima pagina, un episodio che preoccupa. L'uomo aveva scelto Pieris come base per poter visitare le sponde dell'Isonzo. 2 giorni di confronto su fauna e biodiversità. L'iniziativa del distretto venatorio 13 del Carso ha dato spazio ai danni provocati dai cinghiali nel territorio, questo a Fogliano, Re di Puglia. Vediamo l'ultramaratoneta Alessio Milani, adoro correre tra Preval e Collio, e ancora andiamo avanti a Grado, il comune fra i cittadini con gli uffici in piazza, sportelli a cielo aperto venerdì per azzerare le distanze appunto tra amministrazione e cittadini. I bambini in bicicletta invece alla scoperta dell'isola in questa iniziativa. Ma vi dicevo, torniamo a parlare di Trieste. Qui in realtà poi vedremo le pagine dell'attualità del Piccolo. Ieri ci siamo occupati anche di lavori, l'abbiamo già sentito nel collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, la chiusura dei lavori di salita, per lavori di salita di Gretta. Ne abbiamo parlato ieri con un ampio servizio del nostro Bernardo Gulotta, allora rivediamolo insieme. L'unico problema appunto è che tutte le macchine che parcheggiavano là adesso non sanno dove parcheggiare, quindi parcheggiano poco più avanti e quindi non si trovano più parcheggi. Io stesso ho dovuto l'altro giorno parcheggiare sulla fermata del bus per mezz'ora e ho trovato 120 euro di multa e 3 punti della patente che forse potevano essere risparmiati visto le esigenze un po' di tutti. Dai parcheggi venuti meno alla polvere che si alza, alla necessità di deviare il proprio percorso per la chiusura della strada, sono i disagi riportati nelle ultime ore da alcuni residenti della zona. I lavori di fresatura di salita di Gretta nel tratto fra via Udine e via Aquileia, partiti mercoledì scorso con chiusura notturna al traffico dalle 22 alle 6, sono propedeutici all'asfaltatura che verrà fatta questa settimana, sempre di notte. Lavori questi peraltro molto attesi e richiesti dalla cittadinanza fin dall'anno scorso. Appena reperiti i fondi per eseguire l'opera, il comune è partito, ma ecco l'inconveniente: un tratto di salita di Gretta, quello fra via del Cisternone e via Aquileia, dalla fine della mattinata è rimasto chiuso al traffico per diverse ore. Infatti si è reso necessario un intervento straordinario di polizia volto a rimuovere sassi e sassolini dopo che una persona a bordo di uno scooter che guidava a gran velocità è scivolata. Un incidente non grave fortunatamente, di cui però la decisione di operare un ulteriore intervento. Per questo chi si aspettava di transitare si è trovato davanti la polizia locale che deviava il traffico. Al termine dell'intervento il tratto è stato riaperto. Rimangono in vigore le chiusure notturne fino al termine dei lavori. Nella prossima notte prevista la fresatura di via del Cisternone. Era di Gianluca Paladin, come avrete notato il servizio. Fra poco parleremo anche di un'altra notizia che riguarda invece lo stabilimento balneare, perché prima abbiamo parlato dell'accesso ai disabili per quanto riguarda il pedocin, ma ieri ci siamo occupati anche del riposizionamento proprio durante Sveglia Trieste della passerella per quanto riguarda il bagno ferroviario. Allora ecco, vedo già pronto il servizio, allora lo rivediamo insieme, poi torneremo invece sulla politica cittadina con ancora il sondaggio SVG, ma rivediamo insieme questa operazione molto spettacolare con l'elicottero per ridare vita e quindi consentire la ripartenza del bagno ferroviario. Tecnici al lavoro per coordinare le operazioni e agganciare la passerella sugli appositi sostegni, e noi vi mostriamo l'operazione in corso.
È arrivato da Ronchi dei Legionari l'elicottero che ha agganciato la restaurata passerella che collega il bagno ferroviario con l'isola artificiale dove è installato il trampolino, un'operazione portata a termine in pochissimi minuti. Il manufatto era stato affondato dalle mareggiate del novembre 2023 che avevano devastato tutta la riviera barcolana. Dopo quest'ultima operazione, che rientra nel piano di riqualificazione promosso dall'autorità di sistema portuale, lo stabilimento è pronto per la riapertura prevista per il 12 giugno. Sì, perché questo ci consente di riaprire l'intera spiaggia, posizionando in posizione baricentrica, come da sempre in questi 24 anni precedenti, il bagnino e quindi il sistema di avviso al pubblico se possono andare in acqua, non possono andare in acqua, se c'è il bagnino, se sta vigilando, se il mare è cattivo e conseguentemente. Comunque, come avete visto, è una bella operazione che è stata fatta. Per completare la passerella e renderla operativa, oggi collaudi per accertare la stabilità, manca solo la parte in legno. Adesso fanno uno provvisorio perché devono tagliare il trampolino che purtroppo non riusciamo a riparare quest'anno e poi mettono il paiolato nuovo. E devo ringraziare le ditte che si sono occupate di questo, che sono la Geomar che ha fatto gli attacchi su progetto dell'ingegner Todaro, la ditta Baumann Croci che ha fatto i lavori di ripristino della passerella e la ditta Kramer che sta facendo i rimanenti lavori qui. E in particolare devo ringraziare l'ingegnere Olivotti che è stato il direttore dei lavori che ha consentito a tutte queste ditte di lavorare in sinergia. Un altro problema risolto è quello dell'accesso allo stabilimento. I lavori di riqualificazione del Porto Vecchio sono ancora in corso, ma è stato garantito il passaggio da Viale Miramare, dove ci sono le strisce pedonali e la fermata dell'autobus. Sì, in effetti devo ringraziare anche il Comune che ha ascoltato la nostra richiesta di riaprire Viale Miramare, per cui la 36, 36 e 19/20 a seconda del periodo torneranno a fermarsi e sarà possibile, grazie al passaggio realizzato attraverso la cittadella dello sport e il parco lineare, arrivare a piedi. Resta in piedi con esatto il tentativo di aprire un passaggio dopo il convenzionamento con il parcheggio del centro congressi che dopo dovrà essere ristrutturato completamente, ma almeno per garantire questi 90-100 giorni ai utenti di questi due stabilimenti. Allora, vi dicevo, torniamo alla politica comunale cittadina per il sondaggio, ancora una volta, qui lo troviamo ad esempio su Trieste Prima, l'abbiamo dato noi in anteprima al Ring venerdì scorso, poi è stato pubblicato anche sul quotidiano locale, sul piccolo, adesso lo vediamo qui su Trieste Prima, sondaggio elezioni comunali, centro-sinistra in vantaggio a un anno dal voto, fra i punti di partenza dalle analisi la qualità della vita che per il 63% degli intervistati sarebbe peggiorata. Queste appunto, ecco, vediamo, lo riporta il servizio di Tele4, sempre secondo l'analisi Federica e Russo sono al top di popolarità tra i candidati a sindaco di Trieste. Una delle incognite che sono contenute in questo sondaggio è futuro nazionale di Vannacci, perché viene messo, come vedete anche dalla grafica, per quanto riguarda fuori dagli schieramenti, insomma, sia del centrodestra che del centro-sinistra naturalmente, e quindi noi ieri abbiamo intervistato uno dei coordinatori del movimento appunto di Vannacci, Lippi, che appunto abbiamo intervistato proprio per commentare insieme questo sondaggio. Ma a me non ha sorpreso molto, devo dire la verità, l'esito del sondaggio, perché già i sondaggi a livello nazionale danno futuro nazionale a quei livelli lì, se non superiori. A parlare Angelo Lippi, rappresentante del Comitato Costituente di Trieste, il Comitato 23, che si esprime sul sondaggio SVG commentando quel 4,5% di preferenza espressa sul gradimento del partito del generale Vannacci Futuro Nazionale. In attesa che vengano costituiti i referenti locali il 13 e 14 giugno, Lippi dimostra ottimismo sul percorso intrapreso e sui numeri del sondaggio, testimoniato anche dal gradimento percepito dalle persone che di settimana in settimana si stanno interessando e avvicinando al movimento del generale. Noi non abbiamo fatto ancora un vero e proprio proselitismo, diciamo così, in maniera determinata, però sono già più di 250 persone che si sono unite al nostro comitato tra iscritti al partito e simpatizzanti, semplicemente
vedendo attraverso i nostri social o sui giornali o sulle televisioni le iniziative del movimento. Sono adesioni continue, ogni giorno mi chiamano, mi telefonano persone che vengono sia da movimenti politici ma anche no, che vogliono aderire e iscriversi al partito. Tra i nomi inseriti nel sondaggio e che riconducono a Futuro Nazionale c'è quello del consigliere comunale Ugo Rossi, eletto nel 2021 con Insieme Liberi. Parlando di elezioni, l'IPI non si sbilancia, ma tutto porta a pensare che il dialogo con l'attuale coalizione di centrodestra potrà portare a un'alleanza politica a determinate condizioni e mettendo in primo piano alcune tematiche specifiche. Per quel che mi riguarda, come Angelo Lippi, come referente di un comitato, io credo che bisognerà comunque dialogare. Questo è normale in un ambito ormai che va verso il bipolarismo proprio secco, e quindi noi non è un segreto che guardiamo verso il centrodestra. Ovviamente quando si mette insieme bisogna essere in due. Sarà fondamentale, a mio modesto avviso, il programma. E sul programma dovremo confrontarci. Ovviamente però non è che lo facciamo così a scatola chiusa, e vorremmo assolutamente che ci siano nel programma delle soluzioni di problemi cittadini che sono molto molto gravosi. Allora, torniamo sulle crisi internazionali, ancora un riassunto di quelle che sono le principali notizie di oggi. Siamo nelle pagine dell'attualità del piccolo. Trump contro Bibi, ora basta attacchi, ma in Libano i raid dell'IDF continuano. Roma indaga Ben Gvir per il video sugli attivisti. L'illusione di Trump e la trappola del Libano e il commento. In Lettonia un drone abbattuto dalla NATO, la Russia non negozia. Leone parla alle Cortes, no al riarmo, sì al dialogo. Abramovic si reinventa mediatore tra Kiev e Mosca. Ancora munizioni targate Beretta, una fabbrica nello Zaratino. Ok, da Zagabria, il gruppo italiano interessato al progetto, trattative in vista. Per quanto riguarda i Balcani, lo stop di Budapest ferma la corsa del treno veloce a trazione cinese. Ancora nessuna sorpresa dai ballottaggi, pareggio tra i poli. L'attualità italiana, il centrodestra conquista Macerata, Lecce, Arezzo, per il centrosinistra Agrigento oltre a Chieti e Trani. Meloni, siamo riusciti a confermare la nostra forza. Ancora l'attualità, l'abbiamo già visto, la Lega spinge, del Friuli Venezia Giulia spinge Federica al vertice, da vice segretario rilancerà il partito. C'è anche la partita dell'ufficio scolastico regionale, Pavatti è la nuova direttrice, si tratta di un ritorno, aveva diretto l'ente nel 2018-2019, oggi ci sarà l'insediamento. Preside in diversi istituti friulani, ha svolto ruolo all'Ardis e nell'assessorato guidato appunto da Rosolén. Progetto UNESCO Science Hub, Trieste lancia la candidatura, regione pronta a stanziare fondi per ampliare la sede ICTP e a offrirne una al piano ONU sull'acqua. Ancora il costo, appunto l'abbiamo già visto, dei confini chiusi, approda in Parlamento, Serracchiani a Piantedosi vuole avere un dossier sulle spese appunto di questa operazione di chiusura. Abbiamo già parlato anche del tavolo StarTech, c'è attesa oggi per i nuovi soci dopo il viaggio negli USA del vertice del CEO Mrdovic Vianello. Per quanto riguarda la cronaca invece ci siamo occupati nuovamente di un fatto che è accaduto a bordo di un autobus della linea 20 di Muggia, un servizio che ha realizzato il nostro Gianluca Paladin su un gruppo di Maranza appunto che hanno dato in escandescenze in qualche modo, ma alla fine poi sono stati fermati proprio da un passeggero dell'autobus. Rivediamo insieme. Ancora Maranza in azione. L'episodio è successo a Muggia, a bordo di uno degli autobus della linea 20 della Trieste Trasporti, nella giornata di ieri. Erano circa le 16 quando 6 giovani, alterati dall'alcol, sono saliti sul mezzo che stava percorrendo strada per Farnei. Da lì è cominciato il loro show. I Maranza hanno iniziato a comportarsi da bulli, importunando altri passeggeri più o meno coetanei, parolacce e prese in giro più che altro, ma il capo del gruppetto è andato oltre, ha preso di mira una ragazza e dalle parole è passato alle mani, arrivando a spintonarla. Stavolta però qualcuno si è ribellato. Uno dei passeggeri si è alzato dalla sedia e dopo aver raggiunto il capo dei Maranza gli ha rifilato 4 sberle.
Il giovane forse non si aspettava una reazione, è andato a sedersi in fondo al bus, attendendo la prima fermata per scendere. Nel frattempo, però, erano stati allertati i carabinieri. Raggiunto il mezzo, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato i 6 Maranza ubriachi. Il loro capo, preso a sberle, non ha voluto sporgere denuncia. Allora, torniamo ancora sul giornale, facciamo un riassunto di quella che è la pagina appunto di Trieste. Si parla dei padiglioni dell'ex fiera, le prime demolizioni, l'abbiamo già visto prima, l'intervento sta aggredendo le vecchie strutture lasciandone solo lo scheletro. In autunno Conad farà partire le opere che abbatteranno gli interi fabbricati. Nel nuovo progetto anche un percorso ciclopedonale più ampio su via Rossetti. Poi abbiamo già visto il pedocin a misura di disabili con la nuova discesa a mare, il tram con il via ai test di guida, si avvicina quindi la ripartenza, quindi dopo l'incidente durante la Barcolana ora ci sarà il ripristino previsto in giugno, quindi fra pochissimo. Approvata la variazione di bilancio sia la chiusura di Piazza Libertà, l'abbiamo già intravisto prima, andiamo a leggere un pochino di più di questo articolo e poi ne parleremo con i 2 ospiti che avremo nel corso di questa puntata, che sono Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e Marcello Medao di Fratelli d'Italia, entrambi consiglieri comunali, quindi che ci potranno raccontare che cosa è successo ieri in Consiglio Comunale, che ha approvato appunto l'assestamento di bilancio da 16 milioni di spesa corrente, 182 in conto capitale, volti a finanziare una lista di opere, tra cui il tanto chiacchierato recinto attorno alla Piazza Libertà, ma abbiamo detto i fondi per quest'ultima, in tutto 1,2 milioni, materialmente ancora non ci sono e sarà richiesto appunto un finanziamento regionale. La delibera però è già passata in commissione per tutte le circoscrizioni, la seduta del Consiglio è già bella che è iniziata. In aula cala il gelo, ma come possibile? L'assessore al bilancio Everest Bertoli, colto di sorpresa e infastidito, chiede di leggere la risposta data dai dirigenti. Il direttore della Ragioneria Vincenzo Di Maggio viene convocato ai banchi della Giunta, nel resto della maggioranza c'è perplessità. Il presidente dell'Aula Francesco Panteca sospende temporaneamente i lavori per chiarimenti. Passano 10, 20, 30 minuti dopo che già nelle prime 2 ore tra riunione e rinvii il Consiglio non era riuscito ad arrivare neppure ai primi interventi, scrive il Piccolo quest'oggi. Passano appunto oltre un'ora dopo i consiglieri e assessori tornano in aula e arriva il responso. I fondi effettivamente non sono ancora stati richiesti alla Regione, che effettivamente non ha aperto il bando, ma ciò non impedisce all'amministrazione di inserire comunque la spesa in assestamento, prevedendo di chiedere e ottenere le risorse entro l'anno. Il testo è valido e sul recinto si procede. La discussione può finalmente iniziare con un ritardo, fanno notare le opposizioni, paradossalmente superiore al tempo concesso all'Aula per trattare la delibera, dato l'ormai consolidata usanza della maggioranza, dice l'opposizione, di ricorrere al contingentamento dei tempi per ogni atto di bilancio. Così, tra polemiche sollevate dal centrosinistra, ipercritica verso l'opera, fortemente propagandistica, dice, a tarda serata la delibera passa senza neanche uno degli emendamenti proposti dall'opposizione. Allora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo in compagnia della nostra prima ospite Alessandra Richetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno a Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, consigliera comunale. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Grazie di essere qui a commentare con noi quello che è successo ieri in Consiglio Comunale, no? L'abbiamo detto prima leggendo un po' la cronaca del Piccolo e insomma cominciamo subito a entrare nel vivo. È stata approvata questa variazione di bilancio, è stato detto sì alla contestata chiusura
futura recinzione insomma, di Piazza Libertà, ma non solo, ma c'è tutto un antefatto che è successo ieri appunto in Consiglio Comunale, no? Un ritardo dovuto al fatto che questi fondi mancavano. Ci racconti un po' cosa è successo? Allora lo avevamo notato e il consigliere Barbo è stato bravo a evidenziarlo. Avevamo notato che se andavamo a cercare informazioni rispetto all'annunciata recinzione di Piazza della Libertà non trovavamo alcuna informazione né sul progetto né sullo stanziamento. Io mi ero rivolta comunque ai colleghi della Regione per capire quali erano le caratteristiche del finanziamento, anche perché l'assessore Bertoli durante la presentazione in commissione del bilancio aveva esplicitamente detto che quei fondi avevano delle caratteristiche ben particolari perché erano legati a un bando regionale con delle caratteristiche, e quindi io, che sono da una parte curiosa di natura perché devo capire le cose, dall'altra lo devo essere come consigliera comunale perché devo approfondire legittimamente quelle che sono le azioni, volevo comprendere meglio quali erano le caratteristiche di questi fondi per capire se erano ben impiegati, correttamente impiegati anche per la realizzazione di questa recinzione. Premetto che ormai lo sapete tutti, però diciamo che questa è la soluzione che qualcuno della Giunta ha come dire, proposto per risolvere quelle che sono le problematiche di sicurezza di Piazza Libertà. Allora, lo dico subito, io ieri un po' nell'ultimo intervento mi sono lasciata andare perché diciamo che mi vengano a raccontare che mettendo dei cancelli si ferma la rotta balcanica, signori, cioè, infatti l'ho esplicitamente detto, ditemi perché ci credete, perché io non riesco veramente a pensare che qualcuno possa, come dire, credere che con una recinzione in Piazza della Libertà, che a nostro avviso creerà anche problemi, perché quando si chiuderà, e quando si chiuderà chi c'è dentro, chi lo metterà fuori e chi pulirà, cioè all'interno quando è chiuso. Insomma, ci sono tante interrogativi, però la cosa interessante è stata che abbiamo scoperto Barbo da una parte che il finanziamento non era stato minimamente nemmeno richiesto. Cioè non è stata fatta nemmeno la domanda di guardate, abbiamo intenzione di usufruire del bando regionale. E io ho chiuso con l'informazione, e certo non lo possono richiedere perché il bando quest'anno non è stato ancora definito. Dalla Regione. Allora, sempre perché sono una che approfondisce, ho guardato cosa è stato negli anni passati in qualche maniera predisposto, e gli interventi del comune che sono stati richiesti sono stati quelli delle isole, delle aiuole, delle isole stradali con la predisposizione delle biodiversità. Non so se vi ricordate che c'era e sempre all'ordine dei 300.000 euro, e quindi ho ritenuto opportuno presentare un emendamento che chiedeva la riduzione dei 1.200.000 euro. Signori, ve lo ridico perché sono frasi che fanno, io faccio fatica a immaginarmi 1.200.000 euro per una recinzione. E ho detto, magari la facciamo più bassa e impieghiamo 300.000 euro per rispondere veramente a quelle che sono state le promesse della politica negli anni per il giardino, il parco verde di ex Collini, no? Il cantiere tra Cattinara e Melara.
e Longera, no? C'è quell'area di verde. Lo ritengo una proposta congrua perché, avendo visto le caratteristiche dei bandi precedenti regionali, si tratta di tutelare le biodiversità, si tratta di tutelare il verde, il benessere del verde di quartiere, e quindi specialmente per Cattinara, che è stata privata prima di aree a causa della superstrada, poi, certo, ancora prima per gli ospedali, adesso per l'allargamento dell'ospedale di Cattinara è stata tolta anche la pineta. Siccome la politica aveva fatto delle promesse che poi sembra così siano promesse da mercante, di rendere quella zona che era stata adibita al cantiere proprio per le realizzazioni, di adibirla a parco di quartiere, e quindi ho chiesto questa riduzione. Ho chiesto altre cose che ritengo fossero importanti. Per esempio, una delle richieste l'ho fatta grazie a voi. Mi avete telefonato qui a Tele4, ma mi avete contattato anche poi come consigliera per richiedere l'installazione di bagni sul lungomare tra il CEDAS e il Bivio. Sapete bene che quella zona non ha né il servizio di salvamento, ma non ha nemmeno un bagno, cioè i bagni sono legati, igienici, insomma, un servizio igienico, i servizi igienici sono legati all'usufruire di prendere un caffè o un qualcosa presso i chioschi. Legittimo, ma sono pochi anche quelli, e per una persona che magari ha ridotta mobilità, avere quindi rispetto ai chioschi un'ulteriore offerta di servizi pubblici, l'ho ritenuto importante e ho accolto la vostra richiesta. Ho messo una cifra che era fra l'altro anche pensata, a me sembra ragionevole, ma erano 8.000 euro rispetto ai 1.200.000. È davvero una cifra irrisoria. Cioè veramente per il bilancio del comune è una cifra irrisoria, ma non l'hanno minimamente considerata. La cosa grave, a mio avviso, è stata che nuovamente non hanno dato la possibilità di raccontare perché eravamo contrari a queste modifiche. Badate bene, io non ero contraria a tutte le proposte della Giunta. C'erano delle proposte che ritengo assolutamente legittime, corrette e opportune, però si stanno dimostrando semplicemente degli annunci vuoti, perché se la filosofia è costruire un bilancio con dei soldi, con degli annunci alle persone, cioè dicendo guardate, adesso risolviamo il problema di sicurezza di Piazza della Libertà mettendo una recinzione, non avendo fatto domanda, non avendo i fondi, e soprattutto per un'opera che non servirà assolutamente a risolvere i problemi della sicurezza. Ben altre sono le richieste che secondo me, le azioni che secondo me dovrebbero essere fatte. Anzi, ripeto, secondo me un'eventuale recinzione, che secondo me non vedremo mai, ma un'eventuale recinzione a mio avviso potrebbe creare dei grossi problemi anche per la gestione della sicurezza reale, perché crei un luogo chiuso ha delle dinamiche completamente diverse rispetto allo spazio. Ma ripeto, io ho chiesto, ditemi quale talismano può essere una recinzione che riesce a far sparire la rotta balcanica, perché se no si sta facendo veramente propaganda, si sta giocando sulla fiducia delle persone. Il sondaggio, secondo me, spiega anche il sondaggio che è stato fatto dall'SVG,
un po' racconta questa storia. La gente è stufa degli annunci, vuole vedere cose reali, vuole vedere cose concrete, vuole vedere il cantiere finito, vuole vedere che un'opera che la città non vuole non blocca tutta la città con fondi che non basteranno nemmeno per la prima parte della realizzazione dell'opera, e fra l'altro non ci sono nemmeno tutti i permessi. Insomma, diciamo che il fatto che il 63% della popolazione abbia detto che la qualità della vita è nettamente peggiorata alla loro percezione, insomma, questo è a mio avviso molto correlato con quel bilancio. Il fatto che ci abbiano tagliato, io avrei avuto veramente 80 minuti per poter parlare, per spiegare gli emendamenti, ho fatto altri emendamenti. A Trieste c'è in tutta la provincia, in tutta la regione, ma in particolare a Trieste, c'è un grosso problema di una città che sta invecchiando. Pochi sono i giovani, pochi sono le famiglie, su questi spesso grava il peso non solo della gestione dei figli per chi ce li ha, ma talvolta per chi ha la fortuna di avere i propri genitori, anche il peso dell'assistenza ai genitori. Certo. E quindi è inutile dire non abbiamo più fondi per mandare, come dire, le persone in case di riposo. Ci sono, mi sembra, oltre 70 domande di persone che cercano di avere aiuti economici per le famiglie che stanno aspettando aiuti economici per mettere gli anziani in case di riposo. Però le domande sono 173 sono le persone che aspettano dei posti, quindi le situazioni sono drammatiche. E ho chiesto che venisse riservato una cifra anche lì rispetto all'1,2 milioni veramente esigua, perché ho chiesto 50.000 euro per la realizzazione di un progetto che aiutasse, che sostenesse, che desse sostegno alle famiglie che cercano di garantire la familiarità alla persona anziana, cioè l'essere accudito in casa. Certo. Sì, che secondo me questa società sta perdendo. Io mi ricordo ancora mia nonna che ci diceva: guardate tutto, ma non mettetemi in casa di riposo, perché il continuare a vivere in un contesto familiare è un qualcosa di importante. Scusate, ma sì, perché ricordo il pathos di questa donna che era terrorizzata di finire in un reparto in cui non conosceva le persone, in cui certo, poi sicuramente. E abbiamo fatto di tutto per tenerla in casa, però sono situazioni che, come dire, pesano, certo, perché hai l'esigenza magari di portare i tuoi figli in vacanza, ma non puoi lasciare magari la mamma o il papà a casa da soli perché hanno la necessità di qualcuno, ma magari non riesci a avere la possibilità anche economica di avere un badante. Quindi si fa un po' i salti mortali. Si fanno i salti mortali. Sì. E ho ritenuto che fosse un qualcosa importante da sostenere. Gli uffici l'avevano assolutamente approvato, sia la parte contabile che la parte del sociale, perché effettivamente una volta c'era questo sostegno, adesso non c'è più, l'hanno tolto, hanno tagliato anche su quello. E insomma, non è stato, ho avuto nemmeno modo di spiegare l'importanza del perché 50.000 euro, fra l'altro, sarebbero stati necessari per la sperimentazione, perché è chiaro che poi devi investire per avviare e vedere se un sostegno psicologico.
a Trieste abbiamo la fortuna di avere una serie di associazioni che stanno sopperendo alle carenze istituzionali, perché c'è, voglio ricordare De Banfi che opera proprio in questo settore. Ma il fatto che ci siano non può, come dire, esimere l'istituzione di creare un servizio, perché è chiaro che è un servizio richiesto, importante ed esigente. Assolutamente, fra l'altro oggi c'è tutto un approfondimento anche sul giornale sulla questione proprio dell'assistenza sanitaria, no? Alle persone anziane, che è un aspetto di solo uno, però è altrettanto importante. Allora, no? Infatti è importante, ecco, mi fa piacere che è stato presentato l'articolo del giornale, perché a me ha colpito. Io avevo fatto l'emendamento appunto qualche giorno fa e vedere che casualmente il giorno dopo che mi è stato bloccato l'emendamento, che è stato rifiutato questa mia proposta, la Regione sta segnalando che ci sono dei costi importanti proprio per avere la possibilità di avere degli aiuti per le case di riposo, per usufruire delle case di riposo, e so che c'è una spinta regionale perché le famiglie abbiano in casa i propri cari, però signori, cioè, per farlo non può essere caricato tutto sulle famiglie, anche semplicemente perché poi non dovete solo prendervi cura dell'anziano, ma anche della famiglia che va in difficoltà economiche e psicologiche. E psicologiche, ci sono, sì, ci sono degli aspetti. Assolutamente. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Posso un attimo parlare con la signora? Prego, sì, è qui che l'ascolta. Ah, sì, mi ascolta? Sì. Io ho la moglie in casa di riposo e sono andato dappertutto per avere un aiuto, perché c'è prezzi esorbitanti. Infatti. Mensilmente. La Regione mi dà €1 al giorno. Il comune o con l'ISEE, eccetera, eccetera, mi dava €1,50 al giorno. Capito. Però 31 euro al mese la Regione ha detto a fare i conti con il comune. Sono andato alle banche a chiedere al mano, mi ha aperto la porta per andare via. E non so dove rivolgermi per questa roba qua, perché non sa dove rivolgersi. Comincio a vendere tutto quel che ho per pagare la retta. Capito? Non so cosa da dire lei. Infatti, signore, a me dispiace perché è veramente un grosso problema, e questo era il motivo per cui cercavo di sollecitare un aiuto in questo senso, perché sempre di più ci troveremo di fronte alla disperazione di queste persone, veramente. Robe da macchine. Lo so. I costi sono altissimi. Per una donna disabile. Assolutamente deve continuare a pagare. No, a parte a pagare, ma cominciare a vendere tutto. A chiedere comunque, sempre sostenersi comunque via comune, almeno per continuare a sollecitare le sue esigenze. Non solo nell'ambito dell'assistenza per la signora, ma anche per l'ambito dell'assistenza nei suoi confronti, insomma. È vero, la situazione è drammatica e a me veramente dispiace dire, perché ne sono consapevole e per questo cercavo di aiutare in quella direzione. Ci dispiace davvero della situazione che purtroppo appunto riguarda tante anche altre persone, no? Ma io vedo qui, fra l'altro, qui è chiaro che c'è anche una fragilità di pari età, in cui la persona si sente sola,
veramente sola ad affrontare una questione. E per questo le dico... la mamma, ma è la moglie, no? È la moglie, per cui per questo le dico, mi raccomando, continuare a domandare al comune, anche se la manderanno via, lei ritorni, perché c'è la necessità di far capire che c'è il bisogno di essere sostenuti. E questo secondo me, io sono in contatto adesso anche con un'associazione di caregiver, cioè di persone che si occupano di assistenza familiare, perché ci sono delle modifiche a livello nazionale che sembrano in qualche maniera, invece che sostenere, indebolire queste posizioni. E quindi sto cercando di orientare, sapete che da sempre sono sensibile sia alla parte educativa che alla parte del sociale, perché ritengo che il benessere delle persone, soprattutto nei momenti in cui sono, come dire, fragili, non necessariamente perché sia una condizione particolare, no? Esatto. Ma un bambino che cresce ha bisogno di cure, come un anziano che invecchia ha bisogno di attenzioni. Di attenzioni, è chiaro. Affronta le cose in una certa maniera. A me dispiace, io abbraccerei questa persona perché so quanta disperazione poi nel tornare a casa e dire cosa faccio. Il Signore diceva devo vendere quello che ho. Devo vendere quello che ho. È terribile. È terribile, sì. Anche perché io ho sentito un'altra signora invece in quel caso che aveva un marito con problemi di salute anche auspicabilmente temporanei, che però non sapeva come fare per le cure, perché attualmente con le nuove restrizioni le RSA prendono carico per, se non faccio errori, ma per un mese, un 40 giorni. Dopo devi trovarti una soluzione di accoglienza, se hai necessità, a tue spese. E lì i costi lievitano. Ora una persona che vive della propria pensione, dove li trova? Dove li trova i soldi per curare come dire, il coniuge? Hai vissuto una vita che è così già raro arrivare fino all'essere anziani insieme, sei già disperato perché devi mettere una persona, la vedi ammalata, la vedi più fragile, e in più devi anche trovare una soluzione perché non ne vieni fuori a livello economico. A livello proprio economico. C'è qualcosa che non funziona, signori. Assolutamente. C'è qualcosa che non funziona, ma anche perché, ripeto, è vero, i costi aumentano e sarà da gestire dei costi sempre più alti, perché fino a quando i nostri giovani scappano, poi non avremo nemmeno, come dire, le nuove generazioni che portano i contributi per le pensioni e così via. Però ci possono essere delle azioni che possono essere fatte come sostenere i caregiver, e questa era la mia intenzione, proprio per ridurre anche i costi, aiutare le persone prima, ma ridurre anche i costi. Anche i costi proprio in generale, no? Poi sul lungo periodo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Aldo. Aldo, buongiorno. E volevo collegarmi al discorso che stavate facendo. Dica. Si parla tanto di cercare di mantenere l'autonomia degli anziani al proprio domicilio, ci sono i contributi del comune per far stare a casa gli anziani e i disabili. Purtroppo io mi trovo in una situazione che mia mamma fino a 20 giorni fa era a casa da sola, invalida al 100%, però riusciva ancora a cavarsela. Per anni, almeno 4-5 anni, io ho chiesto una riabilitazione fisica di mia mamma al fine di cercare di recuperare un po' di autonomia fisica. Sì. Adesso attualmente è ricoverata in ospedale e dall'aspetto riabilitativo non si è fatto niente. Quindi io prima o dopo, anzi più prima che dopo, dovrò mettere in casa di riposo. Mia mamma è perfettamente lucida,
ha problemi fisici, però purtroppo mantenere a casa diventa impossibile. Segnalo che secondo me questa società non è fatta per gli anziani. Tutti noi diventeremo anziani prima o poi, però non è fatta per gli anziani. Pur Si fa tanto, Trieste una ma città non piena è di quello anziani. che serve al caregiver. Segnalo anche un'altra cosa, tra l'altro. Prego. I ritardi costanti nella consegna dei presidi di incontinenza. Ah, ok. Quindi 20 e 25 giorni di ritardo e poi i pacchi vengono abbandonati sul pianerottolo di casa senza preavviso, con la fattura in bella vista e con i pacchi aperti. Così tutti i condomini hanno potuto vedere mia mamma che tipo di continenza ha. Alla faccia della privacy, no? Bravissima, alla faccia della privacy. Infatti, io sono 4-5 anni che segnalo a tutti i livelli della regione, della sanità, del distretto, alla ditta e non è cambiato nulla. Avrei ancora tante cose da dire, però sono talmente emozionato che vi saluto e spero che quello che sto parlando io e mia mamma in questo momento lo provino anche i responsabili di questo, perché prima o dopo tutti noi diventeremo anziani e disabili. Se non abbiamo la fortuna di morire nel nostro letto di infarto di notte. Grazie, buona giornata. Aldo, le facciamo tanti auguri per sua mamma, speriamo davvero che le sue condizioni migliorino, però ci racconta davvero un problema reale anche lui, no? Come il telespettatore che ha chiamato prima. Io invito il signor Aldo comunque di contattarmi, perché non è che non voglio promettere nulla, però siccome sto cercando veramente di prendermi carico della situazione, solo la conoscenza mi permette di cercare di lottare al fianco di queste persone che stanno affrontando queste situazioni, perché è vero, ha detto una cosa verissima, tutti invecchieremo e tutti dovremmo affrontare queste situazioni. Ora, da una parte, come vedete, l'emozione sale, come è salita per me, è salita anche per il Signore, perché vorresti fare di tutto e non sei messo nelle condizioni di poterlo fare. Ne parliamo magari dopo, perché ho visto che ci sono richieste di telefono e pubblicità. Dobbiamo anche fra poco andare alla pubblicità, sentiamo la telefonata. Prima, pronto, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Guardi, io non so, questi nostri politici se non si vergognano mai a sentire le grida di aiuto che arriva da tanta parte della cittadinanza. Noi abbiamo una peculiarità dettata dal Trattato di pace che è legge e Costituzione italiana e nessuno alza la voce. Tutti dicono non dipende da me, non dipende da lui, non dipende da quell'altro. No, signora Richetti, lei deve dire quali sono i diritti del territorio libero di Trieste. Avete la colpa di tutte le persone che sono in sofferenza. Lei, come tutti gli altri politici e qualsiasi persona che copre un ruolo di rilievo a Trieste. Abbiamo dei diritti unici al mondo che darebbero sollievo a tantissime persone e voi state zitti. Dovete semplicemente dire i diritti dei cittadini di Trieste che derivano dal Trattato di pace, che sono legge e Costituzione italiana, sono questi e questi, nient'altro. Allora, grazie Fulvio, mi permetto insomma di dire che è un po' troppo generica. Ho già risposto tutte le altre volte e ritengo che è meglio concentrarsi sui problemi che abbiamo sentito anche con il signore precedente, con gli interventi precedenti. C'è una mail, prima di andare alla pubblicità, la signora Maria Stella dice: alla telefonata del signore andava chiesto se sussiste un'invalidità del coniuge in grado di far ottenere sussidio INPS di invalidità o accompagnamento. Evidentemente, ma sì, ma anche se ci sono, anche no, però anche in realtà anche se ci sono e c'è la possibilità di avere dei sussidi, non sono sufficienti a ricoprire tutte quelle che sono i costi delle persone. Sicuramente c'è bisogno
qualcuno che affianchi e aiuti il personale, devo dire, del servizio sociale è molto disponibile in questo, però anche loro sono sommersi da un sacco di richieste. Qualche anno fa avevo invitato a creare uno sportello che aiutasse le persone anziane proprio per indirizzarle in tutti i sussidi che sono, verso tutti i sussidi che sono a disposizione, ma anche facendo domanda per tutti i sussidi nel caso di usufruire di case di riposo o anche di hospice di simili, certo. In realtà non se ne viene fuori con i costi che sono così importanti. Però vorrei far notare che due sono gli aspetti: da una parte l'aspetto della delicatezza, si diceva i presidi dell'incontinenza, avere attenzione che siano sempre costantemente per tempo, ma l'altro ha sollevato il signore Aldo, mi sembra, sì. La questione della prevenzione. Questa è la realtà, cioè questo mi fa imbestialire, perché la prevenzione è importantissima, esatto. Per arrivare il più tardi possibile a quella situazione di criticità. Esatto, cioè una persona anziana, quando viene allettata per troppo tempo e non ha usufruito della riabilitazione, prima di ricominciare, purtroppo, la famiglia poi, cioè ne passa talmente tanto di tempo che diventa quasi una situazione in cui non puoi tornare indietro. Chiaro, e quindi è importantissimo investire nella prevenzione. Lo sottolineava bene appunto il signore. Mi batto per questo, per tutte queste situazioni qua, perché le trovo che dire che mancano i soldi. Una cosa, e dopo, a parte il fatto che e dopo spenderli in 1,2 milioni per una recinzione inutile, questo mi fa proprio una rabbia dentro, ma vedo altre spese così inutili, ma a parte inutili, ma soprattutto che non vanno a fare quelle azioni che veramente potrebbero cambiare la vita alle persone. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora con le vostre mail, ne sono arrivate altre, con le vostre telefonate in compagnia di Alessandra Richetti. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, qui con noi, sta rispondendo alle vostre telefonate, abbiamo sentito delle telefonate particolarmente intense, allora sentiamo la prossima che è già in arrivo, poi leggiamo anche le mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, volevo solo integrare quanto detto precedentemente dalla signora Richetti. Allora, è vero che tutti hanno bisogno, solo c'è una parte che o tramite i parenti oppure ha una pensione sufficiente che riesce a sostenere le spese dopo che deve lasciare l'assistenza pubblica, no? Mi spiego? Guardi, ci scusi perché abbiamo avuto un'interferenza con l'audio e non abbiamo sentito bene l'inizio del suo discorso. No, si può ripetere? Io sono d'accordo completamente con quanto ha detto la signora Richetti, solo volevo integrare. Sì. Mi spiego? Sì. Allora, ci sono tanti invalidi, anziani, che ce la fanno a sostenere le spese, no? Sì. O perché sono integrati dall'aiuto dei parenti, dei figli. Dopo ci sono quelli che proprio non ce la fanno. Certo. Allora ecco tutto qua. C'è una parte che ha bisogno perché non ce la fa proprio, una parte che ce la fa o con i suoi mezzi o con i mezzi dei parenti. Grazie, scusate. Grazie a lei, ha chiarito un po' di più insomma, la situazione generale, no? Chiaramente, è vero. Allora, c'è anche invece il nostro amico Alessio Colautti, che salutiamo, e dice: buongiorno Laura e buongiorno alla gentile ospite in studio. Posso dire, sono davvero stufo dei soliti rimacinati triti e ritriti temi come Cabino Via, Piazza Libertà. Pongo una domanda che mi riguarda. Quali obiettivi si pone in
ambito culturale, teatrale soprattutto, il movimento che rappresenta. Inoltre la città attende da troppi anni un minimo riconoscimento, una targa, si domanda, in ricordo della grande Iola e Silvani. Sposerebbe la causa? Attendo gentile risposta. Grazie a Alessio Colautti per questa domanda. Allora, a parte che mi trova assolutamente favorevole a valorizzare quelle che sono state delle figure per noi comunque molto conosciute, molto importanti. Quindi, perché no, una targa per Iole Silvani. E per la cultura, beh, il discorso, ci mettiamo una sera a parlarne, e volentieri accolgo anche le sue proposte. Sicuramente Trieste ha una peculiarità che andrebbe valorizzata. Intanto è zona di confine e quindi avrebbe il modo di creare tutta una serie di proposte legate alle proprie caratteristiche triestine, con i propri artisti, ma anche creando una serie di festival approfittando della zona appunto di confine. Lo stesso discorso lo faccio anche per l'arte, perché non pensare di richiamare tutti, creando non solo un festival ma anche tutta una serie di occasioni di scambi artistici fra delle figure così specializzate in questo settore, che aiuterebbero a richiamare anche fondi, perché diciamoci, quando hai queste ricchezze è peccato sprecarle, no? E quindi sì. Ha ragione, peraltro i piccoli teatri stanno veramente soffrendo e anche chi si cerca di portare la cultura del teatro. Io sono stata a una presentazione teatrale di ragazzi che fanno dei laboratori teatrali anche con Sgherla, per esempio, ed è stato sorprendente il lavoro fatto da quella compagnia, così, di quel laboratorio. Io l'ho trovato sorprendente perché hanno inserito capacità diverse, integrando anche delle forme di disabilità all'interno dello spettacolo, con un'abilità, con una capacità, anche quella è prevenzione, e prevenzione anche in Maranza, perché è inutile che io odio questo termine, perché mi fa orribile, è vero. Comunque una cosa che io condivido, ha ragione, cioè dire che siamo stufi dell'ovovia, dire che siamo stufi di queste risposte, soluzioni imbarazzanti, perché diciamocelo, imbarazzanti. La verità è che la gente ha voglia che si parli dei suoi problemi, e lei ha portato, secondo me, un tema che va valorizzato. Abbiamo degli artisti anche in altri settori, cioè di occasioni per fare ce ne sarebbero tantissime. Anche qui invito, ragioniamoci insieme, che magari vediamo magari anche di cucinare delle proposte anche qui fino a quando sono in consiglio comunale. Bella questa espressione, cucinare insieme. Sì, proposte, io perché continuo a ragionare per metafore, mi è più facile. Va bene così. Allora c'è un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, per cortesia, io volevo chiedere un'informazione. Io ho la mamma che me l'hanno trasferita dalla casa di riposo di Roiano, me l'hanno trasferita a Basovizza. C'è un mezzo che porta a Basovizza in qualche modo fino al confine? Perché in una casa di riposo a Basovizza, proprio sul confine. E l'hanno trasferita da Roiano, me l'hanno trasferita, ecco. Se non ho qualcuno che mi porta con la macchina non riesco ad andare a trovare la mamma. E il taxi penso che sia un po' costoso da città arrivare su. Ho capito. Io le ricordo che questo bisognerebbe confermarlo, però a me sembra che ci sia un fondo di sostegno per le persone anziane
per usufruire dei taxi. I taxi a prezzo, diciamo... Io avevo chiesto, ma ha detto che erano solo nel periodo Covid, adesso non c'è più. Non c'è più, l'hanno tagliato. A me sembrava che si fosse rinnovato, ma vabbè, mi informerò di nuovo e poi casomai la prossima volta che vengo ve lo dico. Perché effettivamente sì, è poco... perché io ho detto, ma visto che loro da via che era una volta, da via sì, ho preso perché avevo vicino a casa, perché io abito vicino alla sala, mi era comodo. È un problema anche quello. Sono passati anche per me e ho difficoltà a arrivare fino a Solno. E la mia mamma ha fatto adesso a giugno 101 anni e fortunatamente è ancora viva, però ha bisogno che io vada su ogni tanto. Certo. Ci penseremo, magari... Allora dovrebbero mettere un mezzo, un pulmino che porti anche le persone che non sono più giovani a trovare queste persone che stanno nelle case di riposo, perché finché era in città è un discorso, fino a Vasovice è vicino al confine, per cui non è 2 passi a casa, ecco. Non so se c'è qualche associazione, qualcuno che affitta 6 pulmini per portare... Ma queste ci sono, però... Sì, queste ci sono sicuramente, ma forse anche rivolgendosi alla stessa Trieste Trasporti credo che possa avere delle indicazioni, perché so che si fanno anche dei trasporti particolari, no? Sì. Penso all'on demand serale, ci sono delle formule che potrebbero essere fatte, magari provare anche semplicemente a sentire Trieste Trasporti. Io mi impegno comunque di approfondire il tema, signora, e dopo casomai ci risentiremo via Tele4. Va bene. Oppure mi contatta se... con il suo indirizzo, insomma, che è sempre quello che insomma ha diffuso sicuramente. Allora vediamo se c'è anche un aggiornamento, scusate ancora un attimo, abbiate ancora un attimo di pazienza perché mi scrive proprio c'era un avviso di una conferenza, pensavo fosse un aggiornamento proprio su quello che chiedeva la signora. Allora Francesco invece ci scrive: buongiorno, il problema dell'assistenza agli anziani è un problema globale, nel senso che tutto il mondo lo vive e lo vivrà sempre più, fin tanto che si continueranno a spendere soldi per armi e guerre. È vero, per opere cosiddette pubbliche, spesso di pubblico hanno solo il loro costo scaricato su tutta la società, fin tanto che non si stabiliranno le vere priorità la situazione non può mutare. Un discorso a parte poi sull'educazione familiare: i nostri anziani nella famiglia restano con noi fino alla fine, non è difficile rinunciare alla vacanza, è solo una questione di scelte. Non è solo una questione di scelte, non è solo una questione di scelte. Anche altri componenti, no, della famiglia, lo ricordava prima la nostra ospite, non solo, ci sono i figli, ci sono delle situazioni lavorative, non è più la situazione familiare di una volta, è vero, e quindi assolutamente non possiamo, purtroppo il fenomeno è molto più complicato. Vorrei far portare anche un altro esempio: ci sono certe patologie, tutte le demenze, l'Alzheimer, che sono veramente consumanti, veramente è vero, hanno bisogno di un sostegno un professionale, sostegno in cui veramente da soli non ce la si può fare. Ricordo che è vero, una volta c'era l'abitudine di famiglie allargate, non l'abitudine, c'era la famiglia allargata. Adesso, se guardiamo Trieste, la metà delle famiglie è monocellulare, per cui c'è un unico individuo, e questo chiaramente dispone la società una fragilità che dobbiamo considerare, dobbiamo trattare da subito. È vero, il Signore ha detto una cosa giusta: tutto l'Europa, è un problema europeo questo, l'Europa sta invecchiando. E dobbiamo affrontare questo tema quanto prima. È urgente. Sì, la natalità non ci viene d'aiuto e quindi assolutamente dobbiamo ripensare le case, purtroppo, trovare delle soluzioni per far, in alcuni paesi anglosassoni,
fanno i condomini di persone che sono ancora abili, ma che possono usufruire di determinati servizi in comune, diciamo, in comune, con la casa, e no? questo permette comunque di non chiudersi nella famiglia, di non stare troppo fermo magari a casa per tanto tempo, che accelera l'invecchiamento sia cognitivo che fisico proprio. Allora, ho ascoltato, ci scrive Rossana, ieri un pezzo del Consiglio Comunale su YouTube. A prescindere dalla lista della spesa presentata dall'assessore che non rispetta i bisogni della cittadinanza, dice Rossana, ancora una volta devo sottolineare il tono, la supponenza, sembrava che i fondi provenissero direttamente dalle sue tasche, che lui con buon cuore gli elargisse a suo piacimento. Questa è stata l'impressione di Rossana. Vabbè, insomma, non le è piaciuto proprio l'atteggiamento. L'atteggiamento del Consiglio Comunale, io vi dico, è stato imbarazzante, perché questa delibera doveva essere portata entro il 31 luglio. Ci hanno contingentato i tempi, cioè ci hanno tagliato da regolamento originale, si dava molto tempo per discutere del bilancio, perché il bilancio è il documento più importante, quello che definisce dove vanno le spese, no? Cioè dove il comune ha intenzione di investire. È chiaro che se tu invece di darmi i normali 80 minuti modifichi il regolamento in modo da poter dare in maniera arbitraria dei tempi molto inferiori, cioè in totale a me appunto erano stati dati 20 minuti, cioè 20 minuti rispetto agli 80, capite anche voi. Certo. E più proposte che hai, peraltro meno minuti hai in proporzione, perché non si tiene conto degli emendamenti. Il tutto è fatto per inibire, per bloccare la possibilità di proporre. Di fare delle proposte. Allora, signori miei, è molto pericoloso questo, è molto pericoloso, perché è una forma di veramente di censura, ma pensiamoci veramente, voi che siete a casa, ragionate su queste cose, perché se tu mi impedisci di presentare la mia proposta, il cittadino non saprà che c'è qualcuno che sta cercando di presentare, di dire che ci sono delle cose che potrebbero essere fatte in un'altra maniera. Poi sono scemate, sono stupidate, non funzionano, ben venga, avrai modo tu, maggioranza, di dire ma cosa state proponendo che non serve, e di criticare. Ma questa è democrazia. Invece c'è una brutta china, si sta dicendo che la democrazia sia quella del più forte, ma non è quello che è scritto in Costituzione. Dire che la burocrazia è del bullo istituzionale, quello che è più forte a livello muscolare, è un concetto che anche i ragazzini sanno che appartiene ai bulli. Allora, Aldo scrive: concordo in pieno con la telefonata del signor Aldo, un altro Aldo. Questi sono i problemi reali, oggi si pensa solo ai vari bonus bebè con ISEE bassissimi, agli anziani non ci pensa nessuno, anche mia mamma era invalida al 100% ma senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dopo quarta visita solo perché era vigile con il cervello ma il corpo non rispondeva, pertanto siamo stati costretti a vendere il suo appartamento, una vita di sacrifici e tanto dolore per lei, dopo 2 mesi è mancata, così non hanno dovuto sobbarcarsi quel minimo di indennità di accompagnamento, persona con pensione minima, perché nella somma con pensione di reversibilità, insomma del babbo, 1.000 euro erano troppi, così abbassati a 680, insomma è una vergogna la prepotenza di chi ci governa con reversibilità milionarie a parenti vari e ai poveri disgraziati dopo una vita di lavoro a morire di fame, dice appunto Aldo. Insomma è d'accordo. Abbiamo aperto il vaso di Pandora, sono solo così
non mettiamo le categorie una contro l'altra. Personalmente non condivido il discorso del bonus bebè, perché ci vuole ben altro per sostenere una famiglia che ha intenzione di avere un bambino. Bisogna sostenerla in tutto il crescere della vita fino a quando il ragazzo diventa autonomo. Quindi una tantum di soldi sono veramente, a mio avviso, anche una forma mal impiegata di fondi stessi. E invece bisogna ragionare in altro, cioè l'ultimo emendamento che io ho proposto era per sollevare la questione del fatto che solo metà delle famiglie che hanno fatto richiesta per i centri estivi hanno potuto usufruire di qualche settimana di sostegno familiare per le attività estive. Signori, questo ci pone dei problemi, perché ormai le famiglie lavorano lui e lei, e fra l'altro i centri estivi, ma non solo, la scuola, gli asili, le scuole materne, tutti questi servizi educativi, i ricreatori, l'importanza dei ricreatori fatti a Trieste, di cui dovremmo essere orgogliosi, ma che servivano per portare via dalla strada i ragazzi. Allora ricominciamo ad andare alla prevenzione di portare via i ragazzi dalla strada, o offrire servizi alle famiglie che lavorano. Allora, riusciamo a sentire ancora la telefonata, poi lasciamo andare la nostra ospite. Pronto? Buongiorno. È volato. Buongiorno. Pronto? Sono sì. Prego. Buongiorno. 15 minuti fa ho mandato una mail dall'URP di INPS che mi hanno risposto dopo 6 mesi che vacillo con loro, che non riesco a avere appuntamento perché mi scaricano. Ho diritto a carta acquisti e 6 mesi proprio non riesco a fare nulla. Ieri mi sono recata là, volevo parlare con qualche dirigente, non si può. Ho mandato PEC, a protezione dei diritti civili, a URP, che mi hanno risposto che questo indirizzo mail non tratta di queste cose. Sì, esatto, ho visto. Su mio sito, su internet, risposte, questo si deve vedere quali sono, ma intanto mi hanno risposto che nei prossimi mesi non lo so cosa faranno nei prossimi mesi, ma io devo vivere dopo 40 anni di lavoro, dopo una pensione sotto minimo. Non riesce a ottenere la carta acquisti, quindi sì, ho capito. No, non riesco. Non riesco che qualcuno. A chi può rivolgersi dice... la signora? Perché l'INPS dice appunto prova, però sempre comunque comunque al centro sociale. Dove è spiegato tutto. Mi chiamo Klikic Zora. Sì. Io comunque invito intanto a rivolgersi ai servizi sociali, perché comunque queste sono situazioni che devono essere affrontate con l'aiuto e con il sostegno di qualcuno. A me dispiace perché veramente sono oberati, però questi problemi vanno affrontati. O con sportelli, che io continuo a insistere che ci deve essere uno sportello per tutte queste situazioni, oppure dobbiamo, fin tanto che non si trovano soluzioni, bisogna andare agli uffici sociali. Agli uffici dei servizi sociali di via Mazzini. Un abbraccio signora, ci dispiace insomma anche a lei per questa situazione. Vedete, questa è la città che ha bisogno. Capite che è una bestemmia, 1,2 milioni per quella opera, è una bestemmia. All'opera, perché capisco che la gente sia scontenta, perché veramente
E torniamo anche al sondaggio, insomma, dell'SVG sì. che abbiamo commentato così indirettamente. Allora, grazie Alessandra Ricchetti, torni presto a trovarci. Grazie anche alle telefonate che hanno portato molto interessanti, vero? Un spaccato di umanità che è reale, concreto rispetto a Trieste, i problemi fa capire reali insomma di quali Trieste. sono i reali bisogni, no, di tante persone, effettivamente. Allora, grazie. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, grazie, torni a trovarci. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Allora, siamo in attesa di avere in studio Marcello Medao, c'è un leggero ritardo, consigliere comunale, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Fra poco parleremo anche con lui di quello che è successo ieri in Consiglio Comunale, ma intanto sentiamo subito la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io parlo sempre di sanità, però. Sanità, dica pure, sì. Io ho 84 anni, sono invalida, sono a letto proprio fisso del gennaio che non mi alzo. Sono in cura con l'ortopedico e mi ha detto che devo fare delle ginnastica, diciamo, ecco. Però mio figlio è andato a cercare di qua, da richiesta, e il mio medico di base non mi fa la richiesta per fare terapia. E mi ha anche fatto un ricovero diretto perché non posso alzarmi. Come mi alzo mi cadono le gambe, sono caduta, mi sono fatte delle lesioni alla spina dorsale e non ho nessun richiamo, non ho niente. Il mio medico di base ha detto che lui non può fare le richieste, non so perché. E per quale motivo non le ha detto perché non riesce a fare queste richieste? Perché la muscolatura se n'è andata già da mesi. Mi alzo e cado per terra, non mi sto niente. Se mi muovo devo muovermi con l'ambulanza che devo pagare 75 ogni volta, se devo andare per gli occhi o qualcosa. Io sono qua sequestrata in casa. Io ho 84 anni. 84 anni, anche questa è una situazione appunto che ci segnala, riguarda però in particolare proprio il passaggio, no, dal medico di base che non le prescrive insomma questo accesso alla terapia. Sì, ma non mi fa la richiesta per andare, sono andata a fare mia figlia, è andata all'ospedale Maggiore a chiedere, facciamo la lista, però se il suo medico non le fa la richiesta non si può. Ho capito. Sia così le braccia che una volta mi stavo al letto ospedaliero. Non la sento benissimo, signora, mi scusi. Come si chiama? Ridotto Maria Grazia. Maria Grazia. Ha lasciato anche il suo numero di telefono, casomai proviamo a informarci se è possibile fare qualcosa e la richiamiamo eventualmente. Io le lascio il mio telefonino perché non lo lasci in diretta, magari adesso che finisce la telefonata, se vuole può lasciarlo, ma penso l'abbiano già preso il suo numero comunque, perché di solito glielo chiedono. In casa è solo questo, le dico, è tutto partito e mi hanno bloccato il nervo sciatico durante un'operazione, mi hanno reso praticamente inabile. Ho capito. Signora Maria Grazia, intanto grazie per la telefonata, auguri e insomma speriamo di poterla aiutare in qualche modo. Grazie. Buona giornata. Allora, non si sentiva benissimo la telefonata, ci dispiace di questo. Andiamo avanti anche a leggere un po' di mail. Il tema dell'assistenza agli anziani è molto all'attenzione dei nostri telespettatori. C'è Giuseppe che scrive: buongiorno, sono Giuseppe, assolutamente vicinissimo ai poveri indifesi anziani che hanno fatto tanti sacrifici. Poi ancora Renata invece, quando hai una persona vecchia di anni in casa bisogna informarsi su quali associazioni e servizi possono venire attivati, c'è un mondo, ma soprattutto è necessario coinvolgere
coinvolgere al massimo il medico di base, dice Renata, e anche qui insomma la signora che ha telefonato poco fa, la signora Maria Grazia, aveva proprio un problema di questo tipo. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? È caduta la linea. Allora, andiamo ora a rivedere un servizio che riguarda in particolare la pulizia dei fondali a Duino che ha realizzato il nostro Bernardo Gulotta la scorsa domenica, una pulizia che è stata portata così, che ha dato anche buoni frutti per così dire, quindi è stata portata avanti da un'associazione, allora vediamo quale nel servizio di Bernardo Gulotta. Venerdì 5 giugno, nel giorno dedicato all'ambiente, il mare del villaggio del Pescatore ha restituito una sorpresa positiva. L'iniziativa Puli Fondali e Puli Spiagge, promossa dalla FIPSAS e ospitata lungo i moli della società velica Duino 45 gradi nord, riserva un risultato insolito. Sono stati pochi i rifiuti recuperati dai fondali. Subacquei, apneisti e volontari si sono immersi nelle acque del porticciolo, caratterizzate da una visibilità particolarmente ridotta, per verificare lo stato dell'ambiente marino e rimuovere eventuali materiali abbandonati. Il bilancio finale è stato incoraggiante. Tra gli oggetti recuperati è emerso soltanto un vecchio barchino in plastica adagiato sul fondo, mentre la quantità di rifiuti rinvenuti è risultata molto limitata. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale che vede impegnati volontari, associazioni, comuni e guardia costiera nella tutela di fondali, spiagge e aree portuali. Anche oggi siamo ritrovati come FIPSAS qua in questa magnifica cornice, qua al villaggio del Pescatore, dove ci siamo immersi per andare a recuperare rifiuti che sono finiti in mare durante quest'ultima annualità. La grande fortuna di oggi, possiamo dirlo, è che in questa marina sono veramente bravi, perché abbiamo trovato veramente poche cose, è stato recuperato un barchino importante, quindi una vetroresina che si stava andando a rompere, che questo è l'unico ritrovato molto importante, diciamo, della giornata, però in confronto ad altre zone possiamo ritenere questi fondali molto puliti. Subacquei sono stati in gamba, come al solito, sono addestrati, sono preparati, i livelli di sicurezza sono stati rispettati e quindi ci possiamo ritenere molto contenti della giornata. Una bellissima giornata oggi in questo evento della FIPSAS dei Puli Fondali e Puli Spiagge, in questo porticciolo di Villaggio Pescatore. Eravamo convinti di trovare il mondo, invece abbiamo trovato un fondale pulito e siamo veramente contenti di essersi immersi e non aver trovato praticamente nulla tranne che un barchino, quindi un'ottima notizia per il nostro mare. Allora abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Bucarella, sono Dino, noi pensionati insieme. Ah, buongiorno allora, Dino, buongiorno Bucarella, che io avrei bisogno appunto di parlare un po' con lei, perché per quanto riguarda... Pronto? Sì, la sentiamo, ecco, la sento. Allora, pronto, per quanto riguarda, per esempio, si parla di anziani questa mattina, sì. No? La maggior parte delle persone hanno telefonato. Io sono tornato adesso, qua da casa mia, abito vicino al centro civico di Valmaura, sì. Dove ci sono delle persone anziane che devono logicamente rinnovare la carta identità cartacea nella nuova elettronica. È un problemissimo. Cioè, le persone che si alzano alle 6 la mattina, quando aprono alle 8, gli dicono il numero è già chiuso. Cioè, è la terza volta che ci sono delle persone che vanno per fare la carta e non riescono a prendere un appuntamento. Ma perché hanno tolto gli appuntamenti telefonici e telematici anche? Era un servizio, quello che serve. E ti dicono, dove posso andare a fare? E gli rispondono, piano est, piano ovest, ma questo è il comune. Ma io non capisco, ma devi dare un servizio, tu devi ritiri le carte entro il 3 di agosto, avrai 20-25 mila persone in tutta Trieste che dovranno rinnovare queste carte e non gli dai un servizio. Dove stiamo andando? Questo è successo, succede al centro civico di Valmauro, quello che ci sta è una cosa incredibile. Io sono stata, è la quinta volta che vado giù la mattina e quinta volta che trovo queste risposte. È una cosa incresciosa. Le persone in fila che si mettono in fila. Ci sono anche persone che lavorano, che prendono un'ora di permesso, 2 ore di permesso. C'è tutto quanto un inghippo stranissimo. Io non capisco questo comune come fa andare avanti e come non si rende conto di quello che sta facendo. Perché soprattutto il mese di luglio penso sarà un ingorgo unico. Perché la scadenza, appunto, lo ricordiamo, è agosto, nei primi di agosto, quindi per avere la nuova carta d'identità elettronica. Punto prima, ieri mattina sono andato con delle persone che dovevano andare all'ospedale Maggiore e passavo per via San Maurizio
Mai visto una cosa del genere. Povero un signore con delle coperte che dormiva dove era l'ex negozio San Sebastiano, diciamo, c'era il negozio degli operai, un pochino più avanti, in un portone. Con il caldo che faceva, con quelle coperte, una fusta passando e il povero si nascondeva la faccia e c'è una povertà che si vede in vari punti della città, già segnalati, che è una cosa obbrobriosa. Ma io mi chiedo, c'è il comune che effettivamente sta lavorando anche bene sulla parte sociale, non posso dire di no, non lo voglio criticare, però ci sono certe esigenze che certe persone si vergognano e sono talmente diventate povere a causa del costo della vita, perché non hanno ricevuto degli sfratti, perché hanno fatto il proprietario per ti dà lo sfratto o ti rinnova un contratto se tu paghi 2 o 3 volte tanto l'affitto che hai in corso, oppure cosa fa? Lo prende e fa un B&B per i turisti. Allora, è un dramma unico questo, ma vogliamo prendere in visione queste cose qua. Cioè sono persone che non riescono ad andare avanti. Capito. E non è possibile che le persone anziane vengano abbandonate. Io mi dico, hanno assunto i vigili urbani. C'erano persone che avevano bisogno di rimanere dei vigili, non c'è un vigile per strada. Una volta avevamo, tutti quanti parlano di questa violenza, ma negli anni 70 noi avevamo la banda Ringo di San Giovanni, avevamo un'altra banda di Greta, si picchiava, ma arrivava la polizia, poi metteva a posto tutto. Metteva tutto non succede a posto. mai niente. Invece qui dice non succede. Per me è una questione politica che loro su questa cosa vivono per prendere i voti. Questa è la sua impressione. Non c'è un'altra soluzione. Loro dicono, colpa della sinistra che sono arrivati questi, colpa di quelli che sono arrivati quegli altri. Si coltellano questo, quell'altro e poi non fanno niente. Però non si risolve la situazione, insomma, al di là del darsi le colpe a vicenda. In questo comune. Capito, Dino? Ma la gente si sta rendendo conto che stiamo andando verso veramente un baratro. Hanno tolto tutte le sicurezze che avevamo. Allora, grazie intanto di averci bene, segnalato, grazie molte Dino per aver telefonato e per aver, di noi pensionati lo ricordiamo, per averci segnalato anche questo disservizio insomma al centro civico di Valmaura in particolare, perché ci sono tante persone che devono fare la carta d'identità elettronica entro agosto, perché dopo agosto non sarà più possibile avere quella, non sarà più valida quella cartacea, la vecchia cartacea, quindi rischia davvero di crearsi un ingorgo in questo frangente nel mese di luglio in particolare, quindi terremo sotto controllo anche questa situazione. Allora dobbiamo andare velocemente in pubblicità, so che ci sta raggiungendo Marcello Medao che ha fatto un po' di ritardo per alcuni problemi, insomma un appuntamento, e quindi ci sta raggiungendo in questo momento. C'è la telefonata, allora diamo subito ascolto alla telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Adesso io ascoltavo questo fatto delle carte d'identità elettroniche, no? E ho sentito delle notizie che non so se sono vere. Io ho il passaporto valido perché l'ho fatto da poco. È proprio necessario fare questa carta d'identità elettronica se io comunque il passaporto come documento vale, o si è costretti a farla comunque? Questa è la mia domanda, allora, perché ho sentito delle voci strane. Perché lei deve andare all'estero in agosto ma non ha ancora la carta d'identità elettronica? Io ho come però documento il passaporto al posto della carta d'identità che mi scadrà come tutti ad agosto. Chiedo, certo. È valido? Cioè io posso continuare col passaporto o sono costretta a farmi questa benedetta carta d'identità elettronica visto i casini che ci sono? Per andare all'estero, per fare un viaggio nell'immediato può sicuramente andare col passaporto, però la carta d'identità serve per altre cose, no? Quindi prima o poi dovrà. Io sto chiedendo appunto farla. Per questo, ad esempio se devo andare in banca a fare qualcosa, mi accettano il passaporto? Questa è la mia domanda. Lasciamo dare i viaggi da parte. Io chiedo se il passaporto è un documento valido, se io non ho la carta d'identità. Non credo per tutto, lei dovrebbe informarsi bene su che cosa, su quali servizi, a quali servizi può accedere solo con il passaporto, perché non credo siano tutti. Dovrebbe informarsi bene, perché so che la carta d'identità elettronica comunque va fatta, ecco, questo sicuramente. Quindi è quasi obbligatoria, diciamo, in poche parole. È un documento di identità, e il documento di identità e quella vecchia cartacea non sarà più valida, e questo è il fatto. Va bene, la ringrazio intanto, buongiorno. Grazie, buona giornata. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta. Allora, rocambolescamente è arrivato nei nostri studi, ancora gli occhiali, gli diamo un attimo il tempo di tranquillizzarsi, insomma, di rilassarsi. E con noi Marcello Medau, consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben arrivato. Grazie, buongiorno, scusate il ritardo, però posso anche dire cosa stavo facendo. Allora, io avevo un incontro questa mattina con l'assessore Rossi per perorare e portare avanti la causa, insomma, abbiamo in città, abbiamo Evan Milani, che è un bambino di quarta elementare, che è un astro nel pianoforte, vince premi ovunque, vince premi a New York, a Barcellona, è davvero un astro, e secondo me è una promessa. Allora ero dall'assessore, no, che mi ha dato appuntamento, da poter cercare di portare avanti il più possibile come eccellenza del territorio, Laura. Ragazzo. Quindi sì, quindi questo era Rossi, Eva Milani, scusate. Sì, Milani. Quindi in realtà abbiamo concluso, insomma, abbiamo parlato, è andato a buon fine, adesso si inizierà tutto un percorso, quindi ci tenevo davvero e chiedo scusa per il ritardo. Pensavo di far prima, costa molto, però ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta, dai. Allora, c'è subito una telefonata, quindi vediamo che cosa ci chiedono i nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Laura, sono Silva da Monfalcone. Buongiorno Silva. La mia telefonata non riguarda il dottor Medau, volevo dire che per la carta d'identità elettronica era tempo da gennaio. Sì. Chi aspetta giugno è causa del suo male, quindi pianga se stesso, perché di tutto l'incartamento viene mandato a Roma per ogni carta d'identità. Quindi non venga a dire il numero è chiuso, poteva farla in gennaio, l'ho fatta in gennaio e il giorno dopo avevo già l'appuntamento, una settimana dopo mi è arrivata la carta d'identità. Capito Silva, però magari qualcuno non lo sapeva, qualcuno non si è preso per tempo. Voi tante volte. Sì, è vero, per carità, però insomma qualcuno magari, ci sono sempre i ritardatari, no? Siamo un paese di ritardatari. Può succedere. Comunque grazie dell'informazione. Non sia essere troppo gentile, perché alle volte le persone non se lo meritano. Grazie veramente. Silva, buona giornata a lei, altrettanto a voi, anche al dottor Medau. Grazie davvero Silva. Insomma, ha ragione anche Silva, dice si poteva fare da gennaio, no? Il rinnovo della carta d'identità e con il formato che sarà l'unico valido, che è quello elettronico, no? Non ci sarà più la possibilità di avere la carta cartacea. A questo voglio sottolineare il fatto che il Comune di Trieste ha incrementato gli addetti proprio per risolvere il problema della carta d'identità. Perché prima c'era il signor Dino invece che si lamentava, diceva sono andato al centro civico più volte per fare questo, perché una volta c'erano gli appuntamenti, ma adesso si va là e si aspetta per vedere se si riesce ad entrare, e lui ha detto non sono riuscito ad entrare per 3-4 volte di fila, e quindi diceva com'è possibile, insomma, che io non riesca. Io so che il Comune, perché ho parlato proprio col PO, ed ho visto proprio fisicamente, hanno incrementato di parecchio, no? Proprio perché si sa che poi alla fine c'è l'emergenza. È ovvio che alla fine, come diceva la signora Monfalcone, è così, si lascia l'ultimo, ma è una cosa, penso, fisiologica nostra, noi cerchiamo tutti di fare all'ultimo, insomma, è così, però alla fine sono convinto che alla fine si risolverà tutto. Insomma, si risolverà tutto, riprovarci ancora. So che c'è comunque la possibilità di prendere appuntamento, però magari in altri centri civici, no? Ci sono alcuni che funzionano solo con la presenza. Insomma, diciamo che loro lì si sono attrezzati, più di così non si può fare, però diciamo che alla fine sono convinto che si riuscirà a completare quel che è le necessità dei cittadini. Insomma. Dei cittadini. Allora, Medau, le chiedo ancora di raccontarci che cosa è successo ieri in Consiglio Comunale, perché ne abbiamo parlato prima anche con la consigliera Richetti, era qui ospite in studio, abbiamo letto sul giornale, insomma è stata approvata la variazione di bilancio, è
tanti soldi, sì. Tanti soldi, no? Sì. Si è parlato, ci si è concentrati molto sulla chiusura di Piazza Libertà, ma non c'era solo quello, no? Sì, loro hanno fatto una battaglia contro la chiusura di Piazza Libertà, praticamente tantissimi emendamenti che hanno fatto, sicuramente un 6 del Partito Democratico, mi sembra che anche la Richetta abbia fatto un po', sempre su questo argomento qua, e si concentrano poi su un argomento lasciando altro. Allora io volevo sottolineare a tutti quanti che aver votato ieri questo assestamento non è cosa da poco, perché il limite massimo era il 31 luglio, quindi siamo quasi di 2 mesi in anticipo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà si ha la possibilità di spendere prima i soldini, no? Quindi strade, marciapiedi e tutte queste cose che sono assolutamente necessarie. Quindi questo è, tante volte non si ha la percezione di cosa vuol dire, e questo l'ho detto in consiglio più volte, cosa vuol dire avere un bilancio virtuoso. No? In tanti comuni d'Italia, tantissimi, i bilanci sono in rosso, non si riesce, si corre sempre dietro, il bilancio non si fa a dicembre, poi no, e invece noi abbiamo la fortuna di aver pagato più di qualche debito che si aveva, quindi in realtà si è riusciti a tirar fuori, no? Quindi si guadagna in interessi che si pagavano, non si paga più. È un bilancio assolutamente virtuoso, e se si riesce a fare quello che siamo riusciti ieri, quindi portare con 2 mesi d'anticipo quel che è la possibilità ai vari settori di spendere soldi, è qualcosa di grandioso. Tante volte non avendo poi, no, uno perde quel concetto di dire, ma sì, sembra cosa da poco, ma si vedono poi sul campo che magari si vede poi in 2 o 3 mesi, perché avere magari la possibilità di utilizzare questi soldi a fine luglio, quindi abbiamo agosto che è un mese, sappiamo quello che è, settembre un po', e quindi vuol dire anticipare di 2 o 3 mesi le opere importanti per la città, quindi è qualcosa di grande. Ieri il consiglio è stato un consiglio un po' burrascoso, ma un po' come tanti consigli, c'è stato qualche problema, insomma, ma alla fine si è risolto. I ritardi dovuti anche al fatto che qualcuno ha segnalato che non c'erano ancora in bilancio i fondi. Era successo questo, c'era allora praticamente per la recinzione, se il 1,2 milioni non c'era ancora bilancio, cioè non era stata fatta ancora la richiesta, ma questa in realtà è una prassi, non è nulla di così trascendentale, lo si fa spesso. Loro hanno trovato questa cosa qui, i tecnici si sono riuniti, i dirigenti sono riuniti, è vero, sono stati a discutere un po' di tempo, ma per capire bene, però alla fine siamo andati avanti regolarmente, quindi vuol dire che effettivamente poi era tutto a posto, tant'è che, se non vado errato, un consigliere del PD, se non vado Ukmar, ha detto abbiamo risolto, possiamo andare avanti, no? Quindi è vero, abbiamo perso un'oretta abbondante, no? con la riunione dei dirigenti, ma alla fine poi si è andato avanti regolare. Ecco, vede, mi è dispiaciuto un po', perché io capisco fare opposizione, ma è giusto, però quando si riesce a portare a casa un assestamento di bilancio 2 mesi prima, è vero, poi ognuno fa, sono i giochi di ruolo, però io penso che bisognerebbe essere contenti per la cittadinanza. Loro sono tanto impuntati su questo recinto di Piazza Libertà, che può piacere come non piacere, insomma, per carità, anche Piazza Ortis, no, era tutto aperto, io mi ricordo quando andavo a scuola, era tutto aperto, adesso è chiuso, siamo abituati, insomma, no? Quindi ecco, quella è una scelta che si può, però insomma far tutta quella bagarre, ecco, io non l'avrei fatta, o quantomeno per bilancio forse mi sarei astenuto a votare contro così, però dico, ci sta. Mi è dispiaciuto un episodio particolare nel quale c'è una consigliera del Partito Democratico, non dico nome perché come non è presente poi non è carino, no? che ha difeso un po' quel che sono gli immigrati, le persone che girano, giustamente sono persone che soffrono, no? Ma quando abbiamo votato la delibera, quella di Esatto, quindi per dare una mano ai triestini che sono in difficoltà, che non riescono poi a pagare le tasse, per carità, ci sono sicuramente dei furbi, ma la maggior parte delle persone effettivamente si trova in difficoltà, no? E si è scagliata contro questo provvedimento, quindi mi sembrava un po' così incongruente il fatto che difendo quelli e vado contro un provvedimento per i cittadini, insomma tutto qua. Ma tutto sommato io penso che aver portato a casa questo risultato ieri sia un bene per tutta la cittadinanza. Quella di Esatto intendeva la cosiddetta rottamazione, sì, diciamo che in quell'occasione io sono d'accordo, perché in realtà, ripeto, non è che per colpa di qualcuno si fa credito a nessuno, no? Nel senso che ci sono davvero le persone in difficoltà, io ne conosco più di una, quindi se c'è questa possibilità di dare una mano, perché no?
no? E questa consigliera si era scagliata fortemente, tant'è che dopo abbiamo bisticciato io e lei è stata buttata fuori dall'aula per dire no. Insomma, però una seduta un po' agitata, una seduta così, dai. però dico ieri è andata come doveva andare, insomma forse un'oretta e mezza in più di consiglio, ma insomma nulla di che, noi siamo lì per questo e ripeto, avere un bilancio come l'abbiamo noi, perché tante volte quando si dà per scontato un dato se ne perde il valore. No, noi siamo abituati che a Trieste effettivamente ci sono questi... È una città, abbiamo vinto, tra l'altro siamo primi in classifica come città accogliente per gli anziani, quindi vuol dire che funziona. Si può migliorare sicuramente, però effettivamente secondo me sta andando benino. Ecco, noi possiamo portare il bilancio più bello e più buono del mondo, l'opposizione dirà sempre di no, ma sta nel gioco delle parti, insomma non sto dicendo che non sia corretto così. Allora, entrando un po' nel dettaglio, oltre alla famosa recinzione di Piazza Libertà, c'è qualche provvedimento insomma a cui sì, allora io volevo sottolineare un emendamento, l'emendamento 46, sì, promosso da Fratelli d'Italia, prima firma Nicola Matteoni, che di 100.000 euro, che va un po' ad agevolare quel che è, a cercare di dare una mano alle famiglie che mettono i bambini a ricrestate, no? Quindi in realtà, ovviamente con dei parametri specifici, 35.000, insomma tante belle cose, però questo dà il senso di quel che è la vicinanza e la volontà di Fratelli d'Italia di stare vicino alle famiglie che hanno poi la volontà di quindi fare per i centri estivi ricrestati, per i bambini, quindi insomma, questo mi sembra un qualcosa da sottolineare proprio per dire quanto a noi di Fratelli d'Italia sta a cuore la fascia delle famiglie, insomma. Ecco, tra le critiche invece alla recinzione di Piazza Libertà si diceva prima l'opposizione insomma si è scagliata contro quest'opera perché oltretutto molto costosa, dice l'opposizione, e non risolverebbe il problema ma lo sposterebbe. A lei piace questa idea di recintare con appunto guardi, di base per come sono fatto io tutti i recinti mi stanno un po' stretti, già di base per come sono fatto io, però è ovvio che nessuno sta dicendo che questa sia la soluzione delle soluzioni, no? Lei si ricorderà, Laura, che qualche anno addietro loro volevano creare al mercato della stazione in Via Gioia un luogo per ospitare gli ospiti e gli immigrati, e io personalmente mi sono opposto, tant'è si ricorda che mi avevano aggredito, mi hanno portato via dalla Digos perché in realtà mi sono opposto. Ecco, la soluzione è quella sicuramente, quella che si sta già attuando, è quella di cercare di, su abbiamo Camposacro un posto e ogni settimana vanno via persone o in Sardegna o in Lombardia. È vero che non si risolve il problema, però è giusto cercare di dar sfogo anche a quelle che sono le problematiche di Trieste. C'è sempre troppo, è vero, però noi facciamo quello che possiamo. Tra l'altro apro una piccola parentesi, proprio perché che c'era la consigliera prima con la Richetti, sì, e ieri poi non sono riuscito a parlare perché ho premuto in ritardo il bottone, per dire però è una cosa, lei aveva detto che in stazione non ci sono bagni e che nessuno ha mai rotto niente. Questo non è la verità, perché per chi si ricorda, dietro la statua che c'è lì nella piazzetta centrale, c'erano due o tre bagni blu chimici che sono stati totalmente distrutti. Come il campo sacro su, che hanno distrutto materassi, quello che è, insomma, quindi noi mettiamo del nostro, però alla fine se loro distruggono tutto non è che si può, no? Allora sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono Luciana e volevo un attimino parlare con il signor Medao. Prego. Ecco, la senta, mi legge il telefono perché so che lei si interessa dei vari problemi della città o una roba l'altra. In via Soncini c'è un appezzamento comunale. Sì. Ecco, mi ho già telefonato diverse volte in comune, sì, perché si sta diventando una giungla. A parte l'erba, una roba l'altra, c'è problemi di spandimenti. Dove? Via Soncini. Via Soncini dovessi essere il 29. Capito, serve dove c'è ex pizzeria, sì, subito quasi di fronte c'è questo appezzamento
Ecco. Verrò a vederlo. Va bene, Verrò a vederlo. grazie della segnalazione signora. Sì? Signor Medao, se la vuole che lascia il mio numero e quando che la passa, tanto stavo là vicino. La guardi, fammi gli appuntamenti al volo, com'è? Se le va bene, guardi, io finisco qui 10:15, vero? 10:15, io potrei essere là per le 10:20. No, mi dispiace, oggi purtroppo devo andare via. L'altro giorno quando... Allora mi farò dare il numero dalla regia. Ecco. Va bene. Grazie Luciana. Grazie signora Luciana. Grazie, buona giornata. Allora, via dei Soncini, più o meno il 29, un appezzamento comunale che è diventato una giungla. Sì, insomma, andiamo a questa vedere. è la segnalazione della Fa piacere però, no? La gente sì. che dicono come uno, fa davvero piacere. Allora, buongiorno, chieda per favore, scrive Alida, al consigliere Medao cosa pensa lui della necessità di installare dei VC non chimici sulla riviera Barcolana, se non sanno come farli si facciano un giretto a Capodistria, dice Alida. Cosa pensa? Perché era una proposta che aveva fatto fra l'altro anche prima la consigliera Richetti, no? Di installare delle toilette, insomma, bagni. Ho sentito ieri, era una proposta della Richetti ieri, oddio, insomma, bisognerebbe fare uno studio di fattibilità e cercare di fare qualcosa di decoroso, non è che da oggi a domani si dice mettono... la signora, separati, uomini e donne, sapone, carta igienica, ben inseriti nell'ambiente, puliti e regolarmente visti di persona, tanto difficile da copiare, insomma questo è il suo suggerimento. Insomma io penso che per quel che riguarda la città sta marciando ed è una... le dico, in ogni rione no, c'è qualcosa di bello, di qualcosa che abbiamo fatto, questo è poco, questo è tangibile, no? È ovvio che si può sempre migliorare. Sui bagni a Barcola è ovvio che ce ne sono già, non mi sembra siano eccezionali, devo dire la verità, però sicuramente i tecnici vagliano sempre la possibilità di fare, qualora ci sia la possibilità e la fattibilità anche economica, lo si fa, insomma. Allora, ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, l'ultima della mattinata, fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia del consigliere Marcello Medao, Fratelli d'Italia. C'è una telefonata subito in arrivo. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Chiedevo al consigliere Medao, che so che conosce bene i problemi della Trieste Trasporti. Sento che in questo periodo la Trieste Trasporti fa pubblicità per assumere nuovi autisti. Sì. Penso, e voglio sapere questo, la difficoltà di trovarli è questa, che probabilmente li cerca già con muniti di patente. E oggi per fare la patente è una spesa ingente e parecchi di questi sono al primo impiego e non hanno famiglie, non tutti hanno una famiglia che possa fare, ecco, quindi penso che avrà molto difficoltà la Trieste Trasporti di fare questo. Dovrebbe la Trieste Trasporti curare anche di provare la patente a questi ragazzi. Capito. Naturalmente dopo aver visto i requisiti, eccetera. Invece mi risulta che la patente è a costo dei candidati, insomma, ecco, volevo sapere questa curiosità. Grazie, buona giornata. Ne sa qualcosa sicuramente. Sì, qualcosina no? ne so. Allora, effettivamente c'è talmente tanta carenza e tanto bisogno di conducenti di linea che da un po' di tempo la Trieste Trasporti paga la patente. Quindi questo qua è un messaggio un po' a tutti, lo fa già effettivamente da un po' di tempo, quindi nel caso in cui qualche candidato volesse iniziare questo mestiere, no, può tranquillamente rivolgersi alla Trieste Trasporti, la Trieste Trasporti lo indicherà dove andare, la scuola guida o l'associazione o l'azienda e gli fa la patente e poi viene a lavorare con perché effettivamente la patente e soprattutto il CQC, che è la quarta di qualificazione del conducente, che è molto costosa,
è un esame comunque piuttosto complicato e impegnativo. È un ostacolo, no? È un ostacolo, no? E quindi, essere, e quindi effettivamente può farsi pagare la patente a Teresa soprattutto Trasporti. Di questi tempi. Colgo l'occasione, ecco, Laura, perché in so realtà che ha un'iniziativa che sta pensando, che deriva proprio da una richiesta. Da una richiesta. Allora, conducenti. sono stato contattato da parecchi conducenti della Teresa Trasporti e anche dalle sigle sindacali, perché c'è un problema piuttosto importante. Come sapete, la Teresa Trasporti sono uomini e donne che guidano, tante donne che sono bravissime, tra l'altro, molto più delicate. C'è un problema serio ai capolinea, parliamo su capolinea di largo barriera, ad esempio. Provate a immaginare alle 5 di mattina o alle 4 e mezza o alle 11 o alle 10 di sera, se qualcuno deve andare in bagno. Effettivamente è un problema. O anche durante la giornata, no? Se uno deve andare in bar 1, 2, 3, 4 volte, a parte il caffè che paga, c'è un po' quell'imbarazzo, anche se la Teresa Trasporti ha già fatto delle convenzioni con qualcuno. Però allora cosa è successo? Mi era venuto in mente il fatto che, parlo di barriera, io ho individuato 2 locali proprio in barriera, di fronte ai capolinea, che lì abbiamo la 48, la 37, la 34, la 33, quindi un capolinea piuttosto importante, un locale che si può tranquillamente, devo ancora andare a vederlo, tranquillamente adibirlo in, come si dice in gergo dei conducenti, in cameron, cioè nel senso che si ha la possibilità di dedicarlo ai conducenti di linea, si entra dentro col badge, c'è il bagno, si mettono 2 macchine di caffè, una poltroncina, perché magari quei 3-4 minuti tra una corsa e l'altra, oppure se uno arriva prima per montare in servizio, magari se piove si mette lì, è un po' una situazione, come mi dicono, c'è già a Muggia, insomma. Quindi questo mi intento, io andrò a vedere questo locale e vediamo se poi se può essere adibito a questo, e sicuramente ci sarà anche l'aiuto da parte del comune, comune di Teresa Trasporti, che rendono questo, diciamo, questo miraggio, questa piccola isola felice per i conducenti, in modo che si riescono un po' a rilassarsi, a riposarsi tra una corsa e l'altra. Insomma, lo ricordava, insomma, sono sempre di più le donne, no? Sì, quindi sono sempre di più le donne, quindi in realtà noi siamo più facilitati, però effettivamente è così, e quindi penso che bisogna avere un occhio di riguardo anche in questo senso, e questo dimostra anche quella vicinanza e quel voler abbracciare il lavoratore che effettivamente ha bisogno di queste cose, no? Allora, ci scrive Alessandro, dunque ieri eravamo in 10, massimo 20 ad assistere in diretta su YouTube al Consiglio Comunale, troppo pochi per vedere come la maggioranza continua a calpestare la democrazia che dovrebbe essere sempre presente in quel luogo, consiglieri che in 5 anni non sanno dire altro che presente quando il segretario comunale fa l'appello. Insomma, questa è la critica di Alessandro, che ha seguito ieri il Consiglio Comunale. Signor Alessandro, capisco chi vede da fuori, è facilmente pilotata da parte della sinistra, ma a prescindere da questo è giusto che si spieghi. In realtà il Consiglio Comunale è solamente è la punta dell'iceberg. Quando si fa il Consiglio Comunale si è già deciso tutto, ci sono già fatti gli incontri, le riunioni, non è solo un fatto di dire presente o non presente. Il calpestare la democrazia è quello che vuole il signor Alessandro, perché la maggioranza è questa qua, cioè nel senso che loro preparano l'emendamento, noi prepariamo la delibera, e noi non è che dobbiamo stare lì a discutere accettiamo certe volte certi emendamenti qualora fossero accoglibili, altrimenti no. Insomma, non è che dobbiamo stare lì a alimentare polemiche sterili e alimentare il partito del no quello, no quell'altro, insomma, quindi in realtà noi interessa andare avanti con serietà, portare avanti dei progetti concreti, come ieri appunto è stato concreto. Poi è ovvio che il signor Alessandro, insomma, la democrazia è proprio questa. Abbiamo avuto tra l'altro una discussione anche in capigruppo con un consigliere di opposizione, perché abbiamo chiesto di andare al voto su una proposta, e lui si arrabbia, no? Ma andare al voto è ovvio che vincete voi, siamo una maggioranza, no? Non è un fatto di essere arrogante o non arrogante, è una questione di numeri, insomma, no? Non è calpestare la democrazia, anzi questa è la democrazia. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a Teresa Cuccarella e buongiorno al suo ospite Cristina Remedao, sono Attilio. Attilio, buongiorno. Buongiorno, allora io chiamo per 3 velocissime, per una segnalazione e 2 veloci considerazioni. Dica pure. Si parlava di bagni questa mattina, pubblici piuttosto che.
Ora, noi abbiamo la grandissima fortuna, una delle poche città in Italia, e questo lo dobbiamo all'amministrazione, che continua a mantenere quello che sono nella Riviera Barcolana i famosi topolini. No? E questa è una cosa che noi fondamentalmente non conosco una città che abbia dei bagni pubblici, e bagni inteso come stabilimenti pubblici disponibili con i bagnini e le docce e i bagni gratuiti, e quindi benissimo. Però volevo segnalare questa cosa. Le docce e i bagni dei topolini vengono chiusi alle ore 18:30 e questo l'ho visto personalmente, perché mi capita spesso di andare come tantissimi triestini e ritengo che le 18:30 non poter più farsi una doccia e non poter più avere un bagno sia, diciamo, forse un orario che andrebbe rivisto. Troppo presto, insomma. Ecco, perché credo sia troppo presto, mi pare persino banale dirlo. Per cui volevo segnalare questa cosa e siccome so che il consigliere Medao è particolarmente attivo e attento, come è già stato segnalato anche quest'oggi dalla trasmissione, pur non essendo competenza diretta sua, di verificare questa cosa, perché diciamo la ritengo ottimizzabile, ecco, tutto qua. Da un lato questo è un aspetto. Due parole velocissime in ordine all'opportunità, a quello che ho sentito questa mattina riguardo Valmaura e la possibilità di fare le famose carte di identità elettroniche. Io ritengo che siamo arrivati quasi su Marte. Il fatto che un ufficio pubblico, in presenza di un obbligo che è stato giustamente l'obbligo di tramutare un documento in un altro, non si possa permettere allo stato attuale di far sì che persone che lavorano, persone anziane, piuttosto che, guardi, non parlo io, l'ho già fatta, quindi non mi tocca, ma a livello di comunità parlo, obblighi le persone a venire lì in presenza e senza dare nemmeno la certezza che facendo una fila poi diciamo abbia l'opportunità di fare quello che deve, e sdoganare la cosa dicendo sì, ma ci sono altri centri disponibili anche in presenza magari di persone anziane che non hanno così questa facilità di saltare su uno scooter e raggiungere un altro centro, un mezzo pubblico, sia anche qui mi passi il termine, uso un eufemismo per essere gentile, ottimizzabile. Ottimizzabile anche ecco, ultima cosa riguardo i giardini. Allora, io ho sentito grandissime discussioni anche da parte delle opposizioni in Consiglio Comunale riguardo la perimetrazione dei giardini di Piazza Libertà, no? Per carità del Signore, probabilmente non so quanto servirà, ma questo non sta a me nell'ambito delle competenze, però trovo tutto questo cancan quantomeno singolare, visto che noi abbiamo già dei giardini in piazza Ortis, dei giardini in piazza lungo la parte i giardini di via Battisti, che sono da sempre stati recintati e chiusi ad una certa ora, quindi tutto questo cancan non lo capisco. Si tratta di spendere dei soldi, di investire dei soldi, ma io non so quanto servirà, però sicuramente tra farlo e non farlo per il decoro di questa città, mia modesta opinione, tutto sommato forse sarebbe meglio farli. Con questo vi ringrazio e buon lavoro e buona giornata a tutti. Buona giornata anche a lei, Attilio, grazie. Beh, allora effettivamente sui bagni, la chiusura dei bagni 18:30 io penso non ero a conoscenza, non vado ai topolini, Laura, da quando ero ragazzo, mi viene quasi voglia di tornarci, e andavo allo 7° topolino. Era bello, non mi ricordo, è bello, sì, bello, non mi ricordo, cioè non lo sapevo, sicuramente mi informerò, cercherò di capire la motivazione, perché 18:30 in luglio, in giugno, che le giornate che si sta lì fino alle 20:30, insomma anche più, io penso che sia davvero presto, e questo, signor Attilio,
le posso garantire che se c'è la possibilità di mantenere, cioè di aprire fino a più tardi, io andrò fino in fondo. Per quel che riguarda il recinto della stazione, ha ragione signor Attilio, in realtà no, non è la fine del mondo, ma vede, se noi analizziamo da un altro punto di vista, se l'opposizione se la prende con questa cosa qua, e davvero ieri quasi tutti gli interventi da parte dell'opposizione, non dico tutti, ma quasi tutti erano rivolti a questi recinti, evidentemente hanno poca argomentazione, quindi vuol dire che si sta facendo bene, insomma, no? Perché se si concentrano tutto su quello, effettivamente c'è qualcosa che, insomma, capisco, ripeto, capisco il ruolo dell'opposizione, capisco un po' di polemica, ma qua si sta davvero esagerando, insomma, questo è, indipendentemente se è d'accordissimo o no, cioè non stiamo parlando di una cosa di gravissimo, no? Cioè un'amministrazione ritiene che chiudendo, il sindaco ritiene che chiudendo quel giardino, no, si possa migliorare quel che è lo status la sera, insomma non stiamo parlando, dato che ne abbiamo già altre, e ripeto, come ho detto prima, io le cose chiuse non è che poi mi aggradano più di tanto personalmente, però non è la fine del mondo, insomma, è la miseria. Allora, invece sulla carta d'identità ci sono anche varie mail, perché il signore invece lamentava, diceva, vabbè, ma come nell'era insomma, della tecnologia non riusciamo a evitare di mandare a casa le persone, magari anziane. Il signore ha iniziato con una bella frase, sì. Vogliamo andare su Marte, andiamo sulla Luna, esatto. E facciamo, in effetti ha perfettamente ragione, si fa tanta fatica. Apro anche una piccola parentesi che esula un po' dal discorso a carta d'identità, anche per andare a votare, ma è mai possibile che dobbiamo avere questa tessera nel 2026 e secondo me l'assenteismo, no, che è gravissimo e che sta a noi cercare di rendere un po' più appetibile quel che è la politica, è colpa in un certa percentuale anche di questa tessera elettorale, perché uno dice vado a votare, bene, non ho la tessera, devo andare a fare la fila in comune, per votare magari la gente non è tanto interessata a questo qua, ma invece se c'è un sistema come in tanti posti al mondo dove chi arrivo là, non so, Laura Bucarella, arrivo là, mi dà un Marcello, siamo già tutto, vado là, ma sa cosa, vado lo stesso senza dover avere, dove l'ho messa, esatto, no, perché a parte noi del settore sappiamo dove la tessera, sì, no, e quindi è un ostacolo secondo me forte in meno. Buongiorno, invece sempre sulla carta d'identità scrive Karin, io ho rinnovato la carta d'identità ad agosto 2025 anche se mi scadeva a giugno 26, se si aspetta all'ultimo momento è inevitabile il caos. Beh, questo lo dicevamo anche prima, no? C'era tutto il tempo per evitare questo, mentre Davide sempre sullo stesso argomento ci manda la pagina di settembre 26 sempre del Comune, dice nessun appuntamento disponibile per settembre 26, quindi perché non c'è più il sistema degli appuntamenti, no? In realtà c'è il fatto che ci si può va là e basta, direttamente per fare che secondo me è meglio, più veloce, perché appunto col sistema degli appuntamenti si stavano creando delle code virtuali che però tutti questi appuntamenti, no? Sia dal medico sia in comune sia è nato tutto dopo il Covid, no? Vero, e dopo è rimasto va dal medico no, non appuntamento, è la miseria, no? Insomma, una volta si andava al centro no? civico ed è finito là, no? Esatto. È finito là. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buondì. Sì, buongiorno, sono Gabriella Largo Barriera. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Bene, io volevo dire questo, io visto che questo Piazza Libertà, la chiusura di Piazza Libertà per me è anche una cosa inutile, però va bene, si possono spendere soldi in tante cose, per come, quanti soldi? La chiusura del Piazza Ortis è costata 100.000 euro, questo 1.100.000 e il ponte costa 2 milioni. Mi sembra che qualcosa in questi quadri non ci siamo con il tope di spesa, no? 1 milione rotte di euro per chiudere Piazza Libertà, io non ho speso Piazza Ortis 100.000 euro, è grosso perché quello i dati si trovano, no, in internet, mi sembra che c'è una bella differenza, che chiamiamo il favoro di Sisi. Vediamo un pochino come spendiamo i nostri soldi. Grazie, salve, buongiorno. Grazie Gabriella, buona giornata. Gabriella. Allora, effettivamente sono sincero, io ho visto la cifra totale, non sono andato a leggere specifiche, effettivamente bisogna vedere che tipo di lavoro si fa, l'aumento dei prezzi, che tipo di recinto, no? Però sinceramente a così 1,2 milioni effettivamente sembra tanto, insomma, no? Però le dico, signora Gabriella, no, ma mi informerò e andrò a guardare nella specifica
il costo di questa, cioè questo 1,2 milioni. È ovvio che i prezzi non decidiamo noi politici, no? Noi mandiamo un po' la richiesta delle opere, poi vengono fatti dai tecnici e da chi poi fare il lavoro, insomma, no? Non è colpa sicuramente della politica. Però sicuramente andrò a vedere la motivazione di questo 1,2 milioni, poi chiederò e poi sicuramente spiegherò in diretta. Apro una piccola parentesi in relazione alla signora Gabriella. Lei mi aveva chiesto l'altra volta di togliere una corona da piazza della Garibaldi, una colonna lì che c'è tutta una plastica vecchia, e io ho mandato la richiesta, insomma speriamo la facciano presto, insomma. Speriamo che si faccia presto. È una cosetta, è una davvero una cosa, sciocchezzuola, però in effetti ha ragione. Ci sono sti fiori là, mezzi, sta plastica, insomma, aveva ragione la signora Gabriella. Allora, ci scrive, ci manda la vignetta Marco Inglaro, non te sono contento, te mi detto che una tega domanda di giocare al dottor, se che sei una anatomopatologa. Vignetta triste e allegra l'ha intitolata, grazie a Marco Inglaro, anche questa è molto carina. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buondì. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e a Marcello Medau. Buongiorno. Buongiorno. Non si metta a ridere, perché ogni volta che telefono per simpatia o per altro lei ride e sono contenta anch'io. Mi fa simpatia Nivea. Non è che mi dia fastidio, ma ecco, volevo dire, allora, la carta d'identità. Io il giorno dopo le elezioni sono andata in municipio e mi sono fatta dare la tessera elettorale, perché era stato il primo e l'ultimo della seconda tessera che avevo. Ero consapevole che ero senza tessera elettorale, il giorno dopo sono andata a farla. Per cui veramente le carte d'identità bisogna oggigiorno, con tutto il resto, averle da Roma, per cui è un impegno veramente che non corrisponde più alle tessere di una volta. E poi volevo dire un'altra cosa. Tutti criticano la recinzione di Piazza Libertà, spreco di denaro, no? Ecco, l'altro giorno Schiavone per Tele4 ha detto che è uno spreco di denaro il tenere militari e poliziotti sui ex valici, no? Allora io dico che proprio da Schiavone mi venga detto che è uno spreco di denaro avanti con Schengen, veramente non è che mi fa ridere, mi viene da piangere. Grazie. Grazie Nivea, sempre molto decisa la signora Nivea. Cosa dice? Beh, su Schengen ieri mi sono dimenticato di dire che c'era una mozione urgente. Anche su Schengen? Anche su Schengen, sì, una mozione urgente da parte di un consigliere del Partito Democratico, una mozione per ritornare all'area Schengen in Consiglio Comunale a Trieste, che poi non ha nessuna competenza. No, chiedeva l'urgenza, è ovvio che non è una mozione urgente, l'abbiamo tolta, insomma. Poi queste sono scelte politiche, sono scelte che alla fine piaccia o non piaccia, ci sono dei dati che confortano queste scelte, tanto, poco, medio, si può fare di più, sì, insomma no, però questo è così. E così sarà, insomma, no? È giusto cercare di il più possibile limitare l'arrivo di queste persone che, insomma, non parlo della persona in sé che effettivamente soffre, no? Ma di tutte queste associazioni che gravitano a questi, che in un certo qual modo si approfittano. Adesso, guardi Laura, io passo spessissimo per la stazione e la sera ci sono parecchie persone lì, no? Immagino che diano panino, non ho ben capito cosa. Adesso lei mi dice, se io vado a dare una mano a queste persone, no? Perché devo tirare fuori la bandiera della Palestina? Per quale motivo logico io do una mano a una persona che ha bisogno e in quel frangente tiro fuori le bandiere della Palestina? Se lei passa là verso le 18 così, 18:30 così, cioè sono queste bandiere, no? Cioè chiaramente vogliono politicizzare in maniera triste, tra l'altro, una situazione che potrebbe essere diversa. Allora io dico alle persone che vanno a dare da mangiare e che investono il loro tempo per questo discorso, io in un certo qual modo anche li ammiro, sono sincero. No? Io non sopporto quelli che seduti criticano, dicono sì, poverini, vengono qui, facciamo così, e però sono lì sulla loro poltrona. Quindi devo dire la verità, non mi piace vedere quella confusione, non mi piace che lasciano sporco perché lasciano sporco, non mi piace la bandiera appesa, ma
se devo andare a fare un ragionamento nei confronti di chi spende il loro tempo e stanno lì, almeno dico bene, insomma, no, non sei solamente a parlare su una poltrona, insomma, no? Però dico, le associazioni, no, dico, ci metti del tuo. No? Non stai lì col tuo cellulare a criticare, a pontificare, quindi devo dire la verità, le persone vanno lì e dico sì, la bandiera non la metterei, la bandiera rossa la metterei, la bandiera non la farei, darei una mano, però no, senza politicizzare più di tanto, perché diventa proprio una politicizzazione assoluta, insomma. Chiarissimo. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buondì. Pronto, buongiorno e un saluto a Medao, e volevo fare una segnalazione. Prego. Sul marciapiede che parte da via Marchesetti sulla destra, che va verso via dell'Eremo, è completamente invaso il passamano, che è molto importante che sia libero, è invaso da erbacce e in qualche punto anche da rami che coprono tutto il marciapiede, e per passare bisogna scendere dal marciapiede per non andare contro questi arbusti. Si può fare qualche cosa, perché quel passamano è molto importante per noi anziani nel momento che facciamo la via Felluga. Grazie tante, Medao, so che lui si interessa sempre di tutto ed è molto bravo. Grazie della segnalazione. Marchesetti, Eremo. Via Marchesetti, sì, verso via l'incrocio con via dell'Eremo. Quindi questo passamano invaso dalle erbacce e anche dai rami, anche il marciapiedi in alcuni tratti, insomma, questa è la segnalazione del signore. Tra l'altro apro una parentesi, se posso, allora proprio sulla via Marchesetti, in alto, no, proprio prima del Parco del Ferdinandeo, io ero andato qualche tempo fa, 2 o 3 mesi fa, avevo incontrato un cittadino e volevo dire che effettivamente ho fatto la richiesta per inserire delle strisce pedonali lì dove si entra proprio nel parchetto, non proprio Ferdinando, un po' prima, dove c'è una pizzeria, no, sono quelle case bianche nuove, perché effettivamente lì si è un po' in curva e attraversando la strada è pericoloso veramente, e quindi ho fatto la richiesta, vediamo poi se i tecnici me la approvano, perché tante volte uno fa, ma ci sono parecchie, no? Cavillette per codice non si può, poi un tecnico interpreta in un modo, poi dietro, io dico spesso, no? Dietro a ogni piccolo provvedimento, ogni piccolo risultatino, dietro c'è un lavoro immenso. Un lavoro che enorme. È un investire il tempo, ma effettivamente dovrebbe essere leggermente più facile. Più facile. Allora, buongiorno, qua è Gianni che scrive, a tutta Trieste auguro una giornata almeno serena, grazie Gianni, anche a lei. Ho sentito le grandi difficoltà che hanno tutti gli anziani di cui faccio parte, ma non solo noi vetusti, ma anche purtroppo quelli che non lo sono. L'umanità dolente, fortemente presente, come è sempre stata a Trieste, oggi però abbiamo una sanità che nonostante qualche falla sulle lungaggini d'attesa ci aiuta maggiormente. Ai miei anni ricordo che c'erano solo le condotte mediche per i poveri. Io che ho vissuto quel tempo ringrazio la signora Anselmi che verso gli anni '80 ha fatto sì che la sanità sia per tutti i cittadini. Le mie monade, Gianni, è sempre tutt'altro che monade. Grazie, no? Ha ragione, monade, ricordiamolo. Insomma, guardi, per spezzare una lancia a favore della sanità, è vero che tutti si lamentano e ripeto perché si può fare sempre meglio, ma io devo dire la verità, ovvio se vai al pronto soccorso c'è quell'intasamento, è giallo, è rosso, quel che è, ma io devo dire la verità, chiunque purtroppo passa oltre il pronto soccorso e va nei vari reparti, io non ho mai sentito nessuno che si lamenta, cioè nel senso il personale è eccezionale, professionale, ovvio sui grandi numeri è normale che ci sia una percentuale di problemi e come dico tante volte fa più rumore un albero che casca che una foresta che cresce, quindi in realtà io voglio fare un ringraziamento a tutto il personale sanitario perché sono eccezionali, sono bravi, si dedicano, vado ben oltre quel che sono le loro capacità, i loro doveri, insomma, quindi un ringraziamento e credo che in tanti possono concordare con me. Assolutamente. E apro una parentesi ancora, e siamo fortunati in Italia ragazzi, perché in giro per il mondo, io ho girato tutto il mondo, questa sanità non l'abbiamo, perché in America o nel paese dove sono nato io, in Brasile, se non hai la tua assicurazione, ciao ciao, rimani là, quindi è vero, ci lamentiamo,
come ho detto prima, perché quando si dà per scontato un dato tante volte si perde il vero valore, ma quando abbiamo bisogno ricordiamoci che noi abbiamo una delle migliori sanità del mondo. E questa sa che è discussione con mio figlio, perché mio figlio la pensa diversamente. Sì, e discutiamo forte, non è convinto. Non è convinto, discutiamo forte per dire quanto siamo democratici in casa. Insomma, ci sono discussioni in casa Medao. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, mi dispiace per la telefonata, non facciamo in tempo a sentirla, ma invitiamo nuovamente Marcello Medao a tornare a trovarci, così risponderà a tutte le vostre telefonate, le vostre richieste. Grazie, scusatemi ancora per il ritardo, ma era per una buona causa. Davvero di essere stato con noi e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata, in questo caso nuovamente ancora con la ginnastica che è tornata all'orario subito dopo Sveglia Trieste a grande richiesta, quindi con la nostra normale programmazione. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.